Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. No, noi Siamo in diretta, ciao a tutti, buonasera dagli studi di Via Oslavia, penultima giornata di campionato, Serie C, Girone A che si appresta ormai alla volata finale. Il Lecco ha già raggiunto la salvezza e quindi noi siamo qui belli tranquilli con mister Giulio Invernizzi. Ciao mister. Ciao Stefano, ciao a tutti. Con Rinaldo Maglia, ciao Aldo. Buonasera a tutti. Fausto Riva in regia, con Paolo e Benedetta. Vi raccontiamo questa partita Caldiero Terme, ragazzi, Lecco, una partita che naturalmente può significare per il Lecco tentare di raggiungere la vittoria in trasferta che manca ormai da più di un anno e mezzo, e quello sicuramente è un obiettivo. Ci tengono i ragazzi, ci tiene mister Valente, ci terrà sicuramente anche il nostro Albino Alborghetti che è allo stadio a Caldiero Terme insieme al nostro Matteo Bonacina, e Fausto adesso va proprio a collegare. Voglio dare le formazioni, sì, perché non ho ancora avuto tempo di guardarle bene neanch'io, perché sono arrivato in ritardo. Il Caldiero si schiera con Crespi in porta, poi li dico in ordine di numero perché poi andremo a ricostruire lo schieramento tattico della formazione di Christian non mi ricordo Soave, bravo, non mi ricordavo il cognome dell'allenatore. Crespi, Gattoni, Fasan, Pelagatti, Pelamatti, e già qua io divento matto io, Florio, Gobetti, Mondini, Nessi, Scappini e Cazzadori. Tu mister l'hai già ricostruita, bravo. Il Lecco con Dalmasso in porta che quindi sostituisce il buon Furlan, con Marci, Battistini e Critta che farà ancora braccetto dietro, di Dio, Zanellato, Marino Frigerio, Cavallini a sinistra con Galeandro e Sipos. Poche in realtà le novità, solo il portiere, no, di fatto, con Dalmasso. Vediamo se c'è Albino. Fausto? No, ciao Stefano. Ciao Albino, eccoti qua. Allora, in quel di Caldiero, che tempo fa? Com'è l'ambiente? L'ambiente, guarda, qui essere in Inghilterra in quarta serie. È carino però. Bello, avete trovato un bel campo, un bel ambiente. Bella accoglienza, anche molto tranquilla, molto posto. È una partita, Albino, questa che sicuramente vuol dire tanto per il Caldiero che è in lotta, no, ancora per i play-out. Sarà condannato ai play-out, dico, però noi abbiamo l'obiettivo di vincere. Noi abbiamo l'obiettivo di vincere in trasferta, esatto. E dobbiamo vincere perché dobbiamo sfatare, ha ragione il mister. Io concordo con lui sotto molti punti di vista, sotto molti aspetti. Uno di quelli che ha toccato nella conferenza stampa dell'ultima gara che ha giocato il Lecco con Albino Leppe, parlava appunto di come lasci un campionato. Se lo lasci bene e lo cominci bene la prima partita. Ricordo che il Lecco spessissimo ha cominciato la prima partita di campionato male. Sì. Quando ha cominciato vincendo, no, ha fatto dei campionati importanti. Sì, invece no, è vero, sono d'accordo con te. E fa bene, si vede anche dalle scelte, no? che il mister vuole vincere a tutti i costi questa partita, perché di fatto c'è solo Dalmasso che va in porta e ci può stare, no? Per trovare un po' di minuti anche lui. Ci può stare per il fatto semplicissimo che c'è un problema di sfida nei confronti di Furlan. E quindi lascia... Però ci sta anche magari, no, dare qualche 90 minuti a Dalmasso nelle ultime giornate, no? Sui portieri magari ci sono anche gli allenatori che fanno anche queste scelte. Allora, noi a portieri devo dire sinceramente non ho mai avuto dubbi, stiamo benissimo, cioè, aggiungerei a Dalmasso e a Furlan, aggiungerei anche Pal, che è un portiere che per quanto l'ho visto giocare con l'Under, devo dire che mi ha sempre favorevolmente impressionato. Sì, sono d'accordo con te. Un Lecco che ha raggiunto la salvezza potrà giocare magari anche con uno spirito più leggero, no, Albino? Sì, io questo l'ho detto a credo a Grassini, no, sì, non a Grassini, no, non me lo dico chi, che era venuto in conferenza stampa il giocatore e gli ho detto guarda che si gioca più in leggerezza, ma non c'è l'oppressione del risultato dei conti. La salvezza piuttosto che la promozione, è proprio il gioco da gara distaccata mentalmente non dall'attenzione alla gara ma dal contesto generale del campionato. E lui sì, però ci potrebbe essere il limite che se ti distacchi
un po' magari poi la prendi tutto gamba, e questo è anche vero. Certo, no, sono d'accordo con te, sicuramente uno spirito più leggero. Ti aspetti comunque una partita vivace tra queste due formazioni. Sì. Il campo in buone condizioni, c'è una tribunetta con scritto 1934 dall'altra parte, la tribuna centrale che è nuova, e praticamente lì sono stiepati 260 tifosi dell'epoca che sono vicino qui. D'accordo che domani comincia un ponte, anzi oggi si può dire, Sì. però guardate che io che ho 50 km in meno da fare rispetto a Lecco per venire qua, ne ho fatto 154, Sì, 164 andare, 164 a tornare. E vorrei rimarcare, lo dico sempre con un certo orgoglio, che ci sono 3 collaboratori di Lecco Channel, che si chiamano Matteo Bonaccina, Marino Bonaccina, Albino Alborghetti, e siamo gli unici che sono venuti e che hanno fatto tutte le trasferte. Fai bene a sottolinearlo, insomma, come si è iniziato, si finisce la stagione, l'ECN è sempre presente sui campi e a raccontare queste partite del Lecco, quindi fai bene a sottolinearlo, Albino. Certo, no, hai fatto anche c'è anche un po' di orgoglio, perdonami Stefano, in Certo. questo, perché voglio dire, macchina stasera poi si ritorna a casa alle 2 di notte, Sì. E quindi non è poco. Uno potrebbe dire, finito il campionato, abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo, chi ne frega, no, stiamo a casa. No. Noi la nostra professione la svolgiamo fino in fondo. Ti capisco assolutamente, Albino. Dai, ci sentiamo alla fine dei primi 45 minuti allora. A dopo. Ciao Albino. Ciao Stefano. Ciao, a dopo. Avevamo perso per un istante. Aldo, tu sei d'accordo? Insomma, questa partita può essere giocata a questo punto con uno spirito... Mi aspetto una vittoria senza se, senza ma. Punto. Di una squadra... Vuoi dire comunque una squadra deve cattiva? Non tanto cattiva, una squadra matura. Agonisticamente. No, di una squadra che ha capito che con questo allenatore ha trovato un po' la quadra, eccetera, eccetera, e quindi una squadra matura, consapevole, che come deve essere, va a battere una squadra che è penultima in classifica. Punto. Quindi deve dimostrare al di là che la giochiamo superiorità fuori in casa campo. o in casa, capito? Cioè, Certo. dimostrare che siamo superiori e che li battiamo, punto. Fine. Mister Invernizzi, fa paura questo Caldiero Terme, però tu l'hai visto più volte quest'anno. Sì, più che altro le motivazioni che sicuramente spingono loro, perché comunque si sa che quando si arriva a doversi giocare la stagione, poi l'ultima partita che hanno in casa. Sì, anche questo davanti al loro pubblico, che non è un pubblico chissà No, di... però insomma, logicamente sì, noi la motivazione di vincere fuori casa dopo un anno e mezzo è altresì importante, però non è così vitale come la loro. Mi aspetto una partita combattuta, perché giustamente noi andiamo là per vincere, perché tanto il nostro obiettivo... Deciso. Dobbiamo asfaltarli fino no, ma per carità, anch'io ci metto un po' di energia positiva. Sono fiducioso anch'io, diciamo, non la vedo così facile, perché comunque per quello che ho detto adesso, e nello stesso tempo comunque noi siamo in crescita a livello di gioco, a livello di personalità. Questa è un'occasione anche per far vedere, di no? far vedere, diciamo, in un contesto comunque non semplice, contro una squadra comunque alla nostra portata, senza voler guardare le motivazioni, però ci sta, insomma, con poche sorprese, perché come dicevamo c'è giusto Dalmasso in porta, poi per il resto abbiamo i soliti con Didio a destra e Cavallini a sinistra. Didio e Cavallini dall'inizio non mi ricordo se sono mai partiti come esterni. Chiediamo magari anche a Benedetta in regia se Didio e Cavallini sono mai partiti insieme. Settimana scorsa sono partiti insieme? Sì? Forse sì. Sì. No, Cassini è subentrato. Cassini è subentrato perché Critta giocava dietro e Anderson l'ha messo dopo a metà campo. Dopo invece 2 partite fa aveva provato la scelta di Anderson dall'inizio a destra. Abbiamo un po' anche loro due che comunque si stanno disimpegnando bene direi, quindi anche sugli esterni il Lecco non sta deludendo. Si aspetta la contemporaneità, chiedo a Fausto, dagli altri campi? La presunta contemporaneità, perché si gioca tutte le partite, si giocano
alle ore 20, questo orario poi le 20, no? Le 20:30, 20:45, 20, un quarto alle 4, 7 alle 6, 5 alle 9. Allora, Albino Leffe Alcione Milano, il programma della 37esima giornata, Atalanta Under 23 Arzignano, Caldiero Lecco, Feralpi Salopro Vercelli, Gian Erminio Virtus Verona, Vicenza Triestina da seguire, così come Padova Union Clodiense, Novara Trento, Pro Patria Lumezzane e Renate Pergolettese, naturalmente le due che ho nominato. Anche settimana scorsa ci conferma Benny dalla regia. Vicenza e Padova si giocano naturalmente la promozione in Serie B. Salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, sono già numerosi da casa nonostante l'orario infelice. Marco, buona serata ragazzi, Forza Lecco. Mauro, vedo un bel trio in studio, Forza Lecco. Ciao Mauro. Denis, ciao. Ciao Ubaldo, ciao Stefano, ciao mister. Chi è Ubaldo? No, Rinaldo. Ubaldo. Come Scanagatta, Ubaldo Scanagatta. Ciao Albino, Denis saluta Albino. Ciao Mucarol, manca la tua rima, vogliamo una rima con Caldiero. Mi pare che si chiami Ubaldo. Scusa se sbaglio il nome, ti chiedo scusa però. Poi si è corretto, vedi Rinaldo. Aspetta, sono già perso nei commenti. Intanto è iniziata la partita, È come se a te ti chiamassero tennis. Marinella, buon gioco ragazzi. Occhio, Forza Lecco e vai con dei cuori. Già non c'è Nucera e quindi abbiamo chance di vincere. Un po' calda. Su Sky non c'è Nucera. Da casa ormai Nucera viene visto come un gufo. Comunque vabbè, Roberto, buona serata a tutti, speriamo di togliere lo 0 dalla casella vittorie esterne. Sì, sarebbe che cosa buona e giusta, visto che per rimanere in tema pasquale, per me vinciamo 4-0, Denis, bomba di Sipos e di Galeandro. Tanto si distende il Caldiero a sinistra con Florio, la chiusura in tackle di Dio. Sì, perché l'orario di venerdì prossimo alle 16:30. Sì, però è festa. In fondo stupisce di meno quello, no? All'inizio anch'io quando ho visto ho detto ma come 16:30 del venerdì? Poi è festa, 25 aprile, quindi ci può anche stare. E le 8 di venerdì che a me mette quella così, vabbè. Ciao Giancarlo, meno ansia ma sempre concentrati, assolutamente. E allora il palleggio del Lecco con Zanellato davanti alla difesa di Dio, si torna dietro da Capitan Battistini, anzi no, è Martic che imposta. Non c'è pressione dei giocatori del Caldiero, allora lo scambio con Frigerio, ancora Martic, bassissimo Zanellato qui che si apre anche sulla destra per ricevere il pallone, toccano molti palloni sia lui che Marino, il lancio lungo a cercare Galeandro tra due difensori, a buon gioco il portiere del Caldiero Terme. Caldiero che adesso andiamo anche un po' a sfruculiare quello che è stato il cammino del Caldiero nel girone di ritorno, soprattutto con le statistiche del nostro Lanfredo Birelli. Allora, intanto non vince, e l'ultima vittoria è stata proprio in casa dal 16 marzo, 2-0 sul Novara, dopodiché sono arrivate la sconfitta con il Vicenza 2-1 in trasferta, pareggi con Lumezzane in trasferta e Atalanta in casa 2-2, 1-1, poi la sconfitta sul campo dell'Arzignano per 2-1, buona circolazione di palla del Lecco, Zanellato si prende un fallo prima della linea di centrocampo, sarà punizione per i blucelesti. Per quanto riguarda invece poi la vittoria, la penultima vittoria, bisogna risalire addirittura al 26 di gennaio per quanto riguarda il Caldiero, poi sono arrivate 4 sconfitte consecutive, 2 pareggi e un'altra sconfitta prima dell'altra vittoria che è l'ultima in ordine temporale, quindi un giro di ritorno sicuramente non eccezionale per quanto riguarda il Caldiero, giustamente come rimarcato anche dalla sua classifica. Per quanto riguarda i precedenti, invece, credo che il precedente dell'andata sia stato l'unico, no? Quindi non ce ne sono altri. Intanto, Fausto? Buonasera a tutti, un aggiornamento, il Padova già in vantaggio con la Clodiense. Il Padova non aspetta tempo, non aspetta il Vicenza, si mette subito lì a continuare a fare la sua gara di testa. Fallo su Florio di Dio, attenzione perché arriva l'arbitro e lo richiama soltanto verbalmente, qui ha rischiato di Dio però mister. Sì. Tanto tu hai guardato un po', no, perché li avevano messi in ordine di numero. Ipotizzavamo anche ipotizzavamo anche una difesa 4, invece tu hai guardato difesa 3, a 3. Sì, allora si confermano a 3. Gattoni in mezzo al campo. Gattoni in mezzo, quindi sono Gobetti, Pelagatti e Nessi, credo io. Devo guardare tutta la Pelamatti sarà più alto allora, sì. Pelamatti sarà alto a sinistra, cioè a centrocampo, suppongo. Ecco Gattoni che imposta, Gattoni davanti Pro Sesto. Vercelli.
Lancio lungo a cercare, attenzione, l'inserimento centrale di Scappini che era scappato, no? Non ho visto a chi, però Battistini fa buona guardia ed esce dal masso. Buon ritmo in questi primi 4 minuti, non ci sono state situazioni pericolose. Sipo stravolto da Gattoni col fallo, poi finisce a terra anche il giocatore Fasan del Caldiero. Siamo un po' lenti in fase di costruzione, poi abbozziamo un mezzo pressing quando loro costruiscono, ma siamo lenti. Ma c'era siamo troppo fallo, lenti. fallo tutta la vita, non ho capito poi se è stato fischiato o no. No, è stato fischiato sul secondo. Sì, fallo contro, c'era stato fischiato. A terra ancora un giocatore del Caldiero Terme, 4 minuti e 40, sempre 0-0, non ci sono al momento situazioni da commentare di gioco. Lecco che con mister Valente, da quando è arrivato, Aldo ha sicuramente cambiato passo, Sì. ha ottenuto una media di 1,55, vado a memoria, punti, 17 in 11 giornate, quindi sicuramente un cammino... Siamo più strutturati, solamente che dobbiamo velocizzare un attimo in fase di impostazione, siamo troppo lenti. Anche perché il pallino adesso ce l'ha quasi sempre il Caldiero, Fausto. Sì, però... Vantaggio del Renate con la pergolettese. Ah, vantaggio del Renate con la pergolettese, attenzione. Importantissimo risultato. C'è un po' di ironia nelle mie parole stasera. Attenzione, qui però Marino, anzi Di Dio, che fa buona guardia. Non c'è l'attacco dei giocatori veneti, allora il rilancio lungo, la spizzata di Sipos, bella. In mezzo a campo c'è soltanto Galeandro che può mettere giù, però costretto a ripartire. Lecco non ha fretta, si torna dal masso. Lecco non ha fretta questa sera. Allora, un saluto ai ragazzi di Rovagnate in trasferta, Mauro. Ciao, salutiamo anche noi ragazzi di Rovagnate e salutiamo tutti quelli che sono andati a Caldiero, perché sono circa 280, vado a memoria, dal pezzo nostro Problema di col Matteo. Problema col pallone. Problema col pallone? È sgonfio? O è truccato? Il pallone è truccato, attenzione, bisogna cambiarlo. Regia adesso... Ciao Aldo, ciao a tutti ragazzi, Forza Lecco, ti saluta Daniele Pellegrini. Ciao, che tu Pelle. conosci molto bene. Davide, buonasera, ho finito di lavorare giusto in tempo. Bravo Davide, allora un panino, un bel bicchiere di vino e ti metti davanti al computer a vedere la partita e a seguire noi che spariamo cavolate guardando e commentando la partita. Cosa c'è di meglio in un venerdì piovoso? Perché insomma stasera qui a Lecco piove molto forte nel momento in cui abbiamo iniziato la trasmissione, quindi Frigerio, spallata inutile di Frigerio, però non dà fallo, c'è rimessa laterale. Frigerio, quanto è cresciuto mister nel giro di ritorno? L'ultimo mese soprattutto ha tirato fuori veramente delle belle prestazioni, poi sicuramente il fatto di essere comunque il centrocampista o quello che è un po' più abituato a buttarsi dentro, magari è andato un po' a vedersi nella posizione un po' più ideale per le sue caratteristiche. Poi ha trovato anche il gol e ha dato fiducia, poi partita, sono arrivati anche 2 o 3 di gol, uno sporco che poi sì. è stato dato a Cristoforo, però l'ultimo mese ha trovato più volte anche la via del gol. C'è stata una bella azione poco fa di Galeandro che da sinistra si è accentrato, bel cambio gioco sulla destra, ma anche Galeandro tutto sommato nelle ultime partite in crescendo, ha finito bene la stagione. Zanellato di prima è interessante, proprio per Galeandro c'è l'anticipo della difesa del Caldiero che però ha qualche problema negli ultimi minuti a uscire. Intanto Davide sottolineava che aspetta il treno, però sorseggia una birra, no? Non sei ancora sul divano a goderti la partita, però diciamo che dai, le condizioni, birra mentre aspetti il treno e segui il Lecco, non è così male. Attenzione al Caldiero che riparte con Florio, poi Florio ancora Gattoni, apre a sinistra per Pelamatti. Giocano a 4 dietro. Anzi, Nessi per Pelamatti, che sì, è molto largo lì a sinistra. Giocano a 4. Te l'avevo detto che mi sembrava, infatti. Poi Pelamatti, sto guardando che continuano a girare. Pelamatti parte basso, ma poi vedo che si alza molto lì a sinistra, si accentra anche come in questo momento, quando l'azione si svolge a destra, come adesso Scappini all'indietro. E adesso vedi che poi torna ad allargarsi. Sì, i 2 centrali rimangono molto più bassi e sono Pellagatti e Gobetti. Sì. E allora Nessi a destra, credo io, dall'altra parte.
Eccolo servito Pelamatti, anzi Florio che prova e va via, di Dio, devi chiuderlo lì però, va via fino in fondo sulla destra, sulla sinistra in limite dell'area, poi il tentativo di servire un compagno e poi era penso Fasan e poi c'è a terra Frigerio che subisce fallo. Deve stare attento di Dio, però se l'è fatto scappare con un po' troppa facilità. E non è proprio il suo mestiere difendere. Sì, però proprio lasciarlo Però fermarsi, deve anche decidere fermarsi. se non è suo mestiere sì. difendere quando poi la palla qua deve puntare all'uomo, Guarda, perché altrimenti abbiamo dentro una persona che non è né cane né adesso piede. dico una cosa. Domenica sono andato a vedere la Primavera del Lecco e ti dico che c'è un ragazzo che secondo me se giocherebbe lì è già pronto, che è di Bitonto. È stato forse convocato anche una volta. Si sta allenando un po' con la prima squadra, come con altri giocatori. Con Ciao Ceo, Cinzia, buona Pasqua anche a te. Mi Buona sarebbe Pasqua a interessante. tutti. Per me sì, poi ho parlato con Achille Mazzoleni, che è il suo Certo, allenatore, ed è che tra l'altro... d'accordo con- Sì, e domani hanno la partita di ritorno con la Carrarese, giocano a Carrara, l'andata è finita Partita, 0-0 sì. e giocano bene. Infatti bene, gli ho stanno facendo anche dei buoni gli ho fatto i risultati, complimenti buone a Achille e io l'ho visto pronto. Tra l'altro c'era lì anche Minadeo a vedere la partita, però sai, dopo Bisogna capire se verrà. No, poi, magari all'ultima giornata. magari, convocato, però di tutti quelli che ho visto e poi nel ruolo dove noi diciamo siamo Si un po'... rivede. sì, perché comunque Tanto- sì, è difensore, diciamo, è uno comunque... perché Grassini non ha fatto bene. ma sono tutti Poi Di Dio ha fatto un po' esterni di più fatica. di attacco, diciamo, Sì, sono quinti, ma quinti di... Cioè non come Cavallini e Critta di là. Critta vabbè sa fare un po' tutto. Sì, però anche lui non è proprio un difensore che marca, è uno più bravo, sono tutti bravi a spingere. Tanto c'è Fausto per un aggiornamento. Fausto? Sì, a Caravaggio c'è il vantaggio dell'Arzignano 1-0 sull'Atalanta Under 23 che dovrebbe essere anche con un uomo in meno. Chi scusa? L'Arzignano? No, l'Atalanta Under Atalanta. 23 con un uomo in Di già meno. con un uomo in meno? 10 minuti? È stato espulso al 10° Panada e al 10° ha segnato dopo probabilmente vince l'Arzignano. Arzignano. E Arzignano che con questa vittoria vediamo se può agganciare la zona playoff ancora, quindi potrebbe essere un risultato importante in termini di classifica. Va a 50 pari con il Novara dietro al momento, ma infatti Frigerio qua fa un fallaccio ancora. Ragazzi, calma Marco Frigerio, calmati perché qui mi sembra che tu abbia iniziato con un po' troppa verve. Non è il caso, cioè sì, va bene l'aggressività, ma non rischiare magari gialli Dobbiamo inutili. degli arci fuori perché qua... Per adesso non ci sono in 10 minuti situazioni da segnalare, allora Fausto giustamente mi mostra il cartello giallo che non è una munizione da noi, ma è pubblicità. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Ho dovuto mettere gli occhiali per Frigerio? capire. Dai. Però io non capisco ragazzi la munizione di Frigerio, se l'è cercata perché? Se Ha l'è già cercata? fatto due falli. E quindi salta l'ultima. Ma vabbè, non mi sembra molto intelligente come cosa. Sì. Vabbè. Annulli. Vabbè, però, boh. Sì. No, tu da allenatore. Cioè, che ci siamo, mettiamo dentro tutti i filati, vogliamo un po' di calcio. Allora, Sì. io da giocatore lo faccio da 10 minuti dalla fine. Bravo, cioè, ma no rincorrere ogni gamba che passa. Tutta la partita per 15 farsi minuti. morire. Prima che mi togli, la tocco di mano, mi faccio munire o do una spinta. Cioè, al 10 giocatore. minuti devi giocare almeno fino al 60esimo, quando poi farà le prime sostituzioni con il Certo. peso della munizione. Fausto? No, non vuoi dire niente. Pensavo volessi intervenire. Vai. Non ha senso Pensavo volevi a dire, livello di volessi dire la tua. tempistica, diciamo. Attenzione.
No, non ha senso portarsi dietro le ammunizioni dall'anno con l'altro. Anche quella è una quello cosa- che non ha sì, senso. no, Ma non faccio il fallo al decimo del primo tempo. Sì, ma non ha senso tutto, né portarsi dietro, di solito le competizioni le azzerano, basta, il cinema è finito, a meno che uno si faccia espellere, ma non per somma di munizioni. Attenzione, cross in area ribattuto dalla difesa del Caldiero. Insiste Galeandro che prova a giro e costringe sul secondo palo in tuffo, bassa la palla insidiosa. Crespi al tuffo in Bel tiro, calcio d'angolo. angolatissimo, però, Bella conclusione di Galeandro. Rivediamo. Sipos lavora questo pallone, questa seconda palla, e poi la dà a Galeandro. Un passo, esplode il destro che si dai. abbassa subito davanti a Crespi. Lo meriterebbe anche il gol. Sì, Galeano. sono d'accordo. Per le ultime partite comunque si è dato da fare. Primo calcio d'angolo della partita. Marca una zona. Che poi il mister l'hanno richiamato, l'avevano esonerato 2 mesi fa e sono ritornato il mister della promozione. Calcio d'angolo. Spioventi in area, un tentativo di colpo di testa. Poi vogliono un tocco di mano, forse, i giocatori del Lecco. Perché ho visto che alzavano le mani. Bello il traversone a cercare l'inserimento. Poi una serie di colpi di testa. Martic anticipato. Florio spazza male. La palla rimane lì perché si alza un campanile. Poi Cazzatori, la spallata di Martic che gli porta via il pallone come Poi c'è un fallo, cioccolatino a un però, bambino. Fallo. No, dopo gli ha fatto fallo Martic. Che però vabbè, si è sì, proseguito, sì, però. Sì, dico, poteva anche fermarsi. La prepotenza, l'esuberanza fisica di Martic, che tra l'altro su Cazzatori insomma gli dà anche un bel mismatch di altezza. Sipos non può rincorrere questo pallone che finisce fuori. Però fiammata del Lecco negli ultimi 3 minuti, Aldo. Sì, io avrei messo dentro le 3 punte, avrei giocato avanti, avrei messo dentro i 3 punti, avrei messo dentro Christoffersen, Galeandro Christoffersen. Addirittura con Christoffersen. Sì, assolutamente. Chissà, magari può essere nel secondo tempo se la... Io avrei fatto un Oggi 3-4-3. Oggi è carico a pallettoni, Aldo, ragazzi. Io avrei fatto un 3-4-3. Io avrei fatto un 3-4-3. 4-2-4 alla Conte. Un 4-2-4. Conte dei 3 primi stava anni. niente. Avrei giocato in avanti. Aspetta che Fausto sta dicendo la bizzona 5-5-5 di Lino Banfi. Tanto pallone a centrocampo, fallo di mano. Frigerio, tra l'altro. Attenzione Frigerio, che poi mi fai ste cazzate perché sei già ammonito. Zanellato. Non era Frigerio, sicuro, Zanellato. Sì. però insomma Tamberi Zanellato. Raga, ditemi da casa, allora lancio il sondaggio. Se non è uguale. Se non è ma uguale vuol dire proprio separati alla nascita con Jimbo Tamberi, anche le movenze, è uguale. Secondo me è Tamberi, tra l'altro, cioè sotto mentite spoglie. Attenzione al tunnel su Martic, poi cerca di sfondare Pelamatti lì a sinistra, viene chiuso, se la cava la difesa del Lecco, non concede angolo, ma rimessa in zona d'attacco per il Caldiero, che lemme ci prova, Sì, loro sono comunque ordinati, è una squadra... Sì, senza fare nulla di straordinario, però arriva davanti. Anche perché insomma, teniamoci ragazzi, è penultima, è sempre stata penultima. No, ma comunque ha sempre giocato, a parte che poi quando arrivi che hai vinto un campionato, comunque sei una squadra che sei già abituata comunque a giocare, in fiducia ad avere comunque, diciamo, sono più quelle che hai vinto che quelle che hai perso l'anno prima. Mentre noi abbiamo subito l'effetto contrario, retrocessione, abbiamo fatto fatica da gennaio in avanti e l'anno scorso e l'abbiamo pagata anche quest'anno, cioè è rimasta... Anche perché sono rimasti tanti giocatori dell'anno scorso, le scorie negative abbiamo fatto molta fatica a levarcele di torno. Sì, poi loro alla fine hanno dovuto richiamare, come dicevo prima, il mister Soave. Che è quello della promozione dell'anno scorso. C'è stato il momento che avevano deciso di... Attenzione, Mauro ha un'illuminazione, prendetela con le pinze, ma domenica dovrebbe risorgere di Gesù per volere unico di Dio. Domenica, tra l'altro sai perché non gioca perché il giorno di Cristo è domenica, no? Quindi Christoffersen, detto Cristo dagli amici, oggi non può giocare, rimane poi oggi è il venerdì santo, quindi non può giocare proprio oggi. Grazie risate Cristoforo di Gesù in panchina perché oggi è il venerdì santo, non possono giocare. A Pasquetta tra l'altro c'è un invito a proposito di, facciamo un po' di agenda di appuntamenti, e Maurizio ci scrive: a Pasquetta tutti alla Orca per il torneo di calcio.
c'è questa tradizione alla orca. Mauro invece dice lavoro dalle 10 fino a infinito. Mauro, no. Vabbè, consolati, anche io a Pasquetta lavoro il turno di cronaca tutto il giorno su Ecco Tutti. Attenzione alla conclusione e la parata di Dalmasso che ci deve mettere i guanti qua. Calcio d'angolo per il Caldiero. Adesso vediamo quasi dal fondo sulla destra è arrivato il tiro improvviso. Adesso cerchiamo di capire di chi, di Fasan, che salta 2 giocatori del Lecco di fatto. È bella la conclusione, era in porta, Era un cross che è venuto male. Beh, però è andato in porta, Sì. Ma ti dico, se non ci mette i guantoni dal masso è gol, Gollonzo. Però dai. Ma solito penna qui non va. Ma la tua mister, scusa, ne approfitto. Oggi non ce n'è, oggi sono iperpolemico. Nonostante allora dobbiamo vincere la partita. No, calcio d'angolo seguiamo, colpo di testa e gol del Caldiero. Ecco, vedi? Gol del Caldiero. Ancora una volta da calcio piazzato, salvezza, non salvezza, passano gli anni. I calci d'angolo sono la nostra ma lì condanna. Cioè, con i giocatori alti che abbiamo, ma lì deve esserci uno che non fa passare quella palla, no? Adesso voglio rivederla. Facciamo prendere gol lì. Siamo partiti male e basta. Lenti. No, non va bene. Poi sul primo palo qua. Sì, arriva subito a saltare. Siamo lì in 4. Segna un bel gol. In 4 a guardare la situazione. Il 44 segnato. Nessuno è intervenuto. Sì, ma no, non deve quella palla lì non deve passare, ma è abbastanza uno. Sì. Uno che va alla ricerca della palla sul primo palo. Non ho capito lì come erano messi. E poi siamo lì in 4 con 2 di loro. E dunque Caldiero in vantaggio, come capita ormai, veramente non ho la statistica qua, dovremmo produrla, non l'abbiamo a disposizione, ma quanti gol abbiamo preso negli ultimi anni da calcio d'angolo, secondo me non c'è un'altra squadra al mondo in tutte le categorie che subisca così tanti gol da calcio piazzato, poi, soprattutto da corner. Sì, poi sul primo palo come l'altra volta col Padova, dopo un minuto. Ma la cosa incredibile è che lì, vabbè, lì era scappata, ma qui non deve passare. Ma la cosa incredibile è che subiamo su gol, su calcio d'angolo, calci piazzati, anche cambiando i giocatori. Cioè una cosa anche cambiando completamente la squadra. Cambiando l'ordine degli addendi, si sa, è quello, assurdo. Il risultato non cambia. Ed è quello che accade a noi. Su una palla così il portiere non esce perché è una palla che non deve... Bello il velo per Galeandro che entra in area, anticipato di un attimo dal difensore da Pelagatti, credo, del Caldiero. Intanto cambia un altro risultato. Fausto? Sì, c'è il raddoppio dell'Arzignano, sempre con l'Atalanta Under 23 e il pareggio della Pergolettese Arenate. Pareggio della Pergolettese Arenate. Allora, Mauro, siamo un po' tutti spensierati oggi, sì, anche la difesa nostra, perché è arrivato infatti sono spensierati, il gol. Il 25 aprile mi hanno lasciato di riposo di lavoro, Davide, quindi l'Ecco Atalanta presente. Ma di Dio, ecco Christopher, Buscofen, non Christophersen. Scrive Mauro, Kartoffen Davide, ma perché? Mi chiedo perché fanno papere in aria. Attenzione a Galeandro, al limite dell'area, cerca lo spazio per il destro, viene anticipato, qui un po' troppo laboriosa l'azione di Galeandro. C'è stata la reazione dell'Ecco che si è subito portato nella metà campo, si è riversato adesso anche negli ultimi 30 metri del Caldiero. Dai ragazzi, che non si può vedere sotto 1-0 col Caldiero. La palla per Sipos, anticipato da Nessi, l'autore del gol, poi la palla rimane lì, allora un attivissimo Galeandro cerca di recuperarla, poi arriva anche Marino che non si è visto fino adesso, ragazzi. Sì. Dov'è? C'è Marino, mi potete confermare dalla regia? Marino sta giocando? Sì? Perché non si è mai visto. Metti dentro Christopher, facciamo i 3 davanti. Qui si vuole Christophersen a tutti i costi. Ma dai. Si vuole Christophersen, l'uomo della provvidenza. Cristo, l'uomo della provvidenza. Come testa invece di Sipos per Frigerio all'indietro, un po' la cieca. Trova però proprio Marino, l'ho chiamato in causa Zanellato. Dentro un pallone interessante, idea. Ma è un'idea superiore a quello che possono fare i compagni. Perché qui ci va Galeandro, ma è una palla di un'altra categoria questa. Sì.
Un filo troppo lungo. È una palla di un'altra categoria dove ci dovrebbe essere un altro giocatore che la legge. Attenzione però, allora, davanti che la legge. anche lo scorso anno in bio, però sul conto dei gol sulla Cipensato, Gabriele, è vero, è imbarazzante quello che dico io. 2 anni che secondo me, se vai a guardare non so quante altre squadre, forse nella Serie C finlandese c'è un'altra squadra che ha subito così tanti gol. Ma oggi come colpa al primo calcio d'angolo poi è vero, non è che dici sai, battono 20, sai ne battono 4 di uno. fila che ti schiacciano. No, al primo segnano. primo Fausto. C'è il vantaggio del Novara col Trento. Vantaggio del Novara col Trento. Attenzione perché qui può essere una buona occasione. Zanellato bene la fraseggio dell'Eco Marino. La sterzata, cambio gioco sulla destra, apre dove c'è Di Dio che torna a toccare un pallone dopo diversi minuti di nulla. Culli esterno nel cuore dell'area per Frigerio, il tacco Di Dio e però sbaglia tutto col primo controllo. Calcia. Deve calciare, invece col controllo va sull'esterno. Intanto Frigerio si è fatto male, attenzione. È rimasto a terra. Che palla di Zanellato, sì Giancarlo, gran palla, ispirato molto Zanellato, mentre Marino invece è un po' più in ombra. La nostra spina nel fianco, scrive Cinzia, quella dei calci d'angolo, sì, ha segnato il Messi di Temu. Perché? Messi, perché dice Messi Tarocco, ok. Si è fatto male Frigerio, l'arbitro chiama la panchina del Lecco. Sì, come si mette le mani nei capelli. Andiamo di vederlo, scusa, il ginocchio idea io perché fa tacco, nel fare il colpo di tacco si stira? Sì. Vabbè. Paolo, ma dai, ormai siamo salvi, i nostri calciatori sono generosi. C'è chi dice che si voglia fare il regalo di Pasqua al povero Caldiero, la salvezza anche per loro, ma speriamo proprio di no. Dai, metti se ne frega del Caldiero, davanti, se ne frega il Caldiero. Ma ti anche sai quel meme col cartello? Guarda, se fosse un cartello lo metto là. Adesso te lo troviamo, lo facciamo infatti per questo mi girano sempre e non vinciamo, Davide. Per la classifica cambia tutto. Fausto, andiamo in pubblicità, torniamo subito mentre il gioco è fermo perché c'è a terra Frigerio. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluids, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Vabbè, a brevio. Siamo tornati mentre c'è una comunicazione di servizio. Una comunicazione di servizio a tutti. Comunicazione di che servizio. Arrivi magari tramite vie diverse. Nell'etere. Questa. Ma bisogna farglielo vedere a Valencia. Allora, mostriamolo a favore di telecamera lì. Aspetta, io non ti ascolta. Non ho il Di Gesù. Non abbiamo ritorno. là, quella Fausto, ci fa l'altra camera. Ecco, si vede benissimo. C'è il messaggio per Mister. Qualcuno comunica a Mister Valente. Benny, chiama Valente. Chiama Valente, digli. Chiama subito. No, volevo farlo vedere a Benny, era per la regia questo. I nostri amici a casa hanno già visto. Non li ho visto. Amen, scrive Giancarlo. Chiama subito. Siamo molto incredibilmente, inaspettatamente religiosi stasera. Attenzione alle finte di Dio che va centralmente, non c'è la pressione dei centrocampisti del Caldiero. Allora Lecco sì, bene lì nella zona di centrocampo con la circolazione di palla, poi però davanti fatichiamo un pochino. Intanto Frigerio si è ripreso o è uscito? Scusa, mister. È uscito, è entrato Di Gesù. Mi sono perso. È entrato Di Gesù. Attenzione Di Gesù, sì, protagonista assoluto potrebbe essere oggi. Se non è questa la sua partita, quando è? Intanto fallo di mano, sì, attenzione, no, solo richiamato, no, cos'è? No, calcio di punizione per noi. Era fallo è prima. Stato fallo di mano di Dio, sì. ma prima c'è stato prima c'era... Mettilo dentro, cazzo. Mi ero distratto e mi era sfuggito l'ingresso di Gesù, attenzione per la questione del cartello del nostro Aldo. Di Gesù, quindi insomma cambia poco dal punto di vista tattico, niente di Gesù. Però niente. Di Gesù che nelle ultime partite a me non è dispiaciuto. Cambio di ruolo, quindi Cinzia non risorge oggi. E vedi, noi abbiamo 1000 risorse. Attenzione, bella la conclusione col piatto destro di Battistini.
di prima intenzione al volo non ha dato forza però né precisione, l'ha colpita però un po' di... Lui arriva sulle palle inattive, Sì, arriva sempre a lui. Sai cosa? Questa è una di quelle volée a tennis quando vai a rete ma sei rigido che la metti fuori. Volée, vabbè, non era neanche facilissimo perché era lontano dalla porta. Ha quasi appoggiato. Però lui ce l'ha quel senso della posizione, perché non è un caso che poi alla fine arriva sempre dove c'è lui la palla. No, ma lui la vede la porta in tutti i modi, di testa, di piede, quando si inserisce rimane lì dal calcio piazzato. Tanto dalla nostra regia arriva insomma la solita, il solito tifo, l'incitamento per i nostri giocatori che sono sotto di un gol e sono un po' anche così, un po' addormentati, sì. Aldo? Siamo addormentati da primo minuto, va bene. Tanto dice non va bene. Speriamo nulla di grave per Frigiero, assolutamente, sì. Dennis, lo chiamo io, Valente il suo contatto. Dennis, mandagli un SMS, mandagli un WhatsApp dentro Christoffersen. Vogliamo Christoffersen, noi oggi vogliamo Christoffersen, non c'è. Chi abbiamo in panchina anche, scusa, fammi vedere un po'. Intanto Zanellato recupera un buon pallone, Che palla. C'è anche Anastasini che tra l'altro esce come un gatto, si tuffa, una lince Crespi in anticipo su Sipos. Sì, che è molto bravo Anastasini. Anastasini aveva fatto bene quando ha giocato. Ma sì, anche domenica ha giocato bene. È un giocatore che noi non abbiamo come caratteristiche. Giocatore svelto, salta all'uomo. Tutto sommato poteva essere nelle scelte. Sì. Zanellato cambia gioco, va da Di Dio sulla destra, bello il controllo di Dio che poi crossa col mancino dall'altra parte per Galeandro che è un po' troppo piccolo, viene anticipato, poi Zanellato prova la conclusione che finisce direttamente a Vicenza, altissima. Dobbiamo fare andare più gli esterni e mettere dentro due pennelli. Stiamo andando poco a sinistra. Sì, di là niente. Poco niente. O si allarga un po' Galeandro che va a prendersi qualche pallone, anche Sipos che aveva fatto così bene col Padova quei 20 minuti che era entrato Cavallini, che aveva messo dei bei palloni, ma già l'altra partita l'hanno aiutato poi, gli hanno dato pochi palloni, perché secondo me lui è... Lo chiamano anche poco è bravo, poi ha un bel piede anche quando mette Cavallini. Sì, lo stiamo usando poco. Eccolo qua, è uno dei pochi palloni che ha toccato. Non so perché. Ma abbiamo cercato spesso il cambio gioco su Di Dio, che probabilmente è anche un po' più libero lì a destra dello schieramento offensivo del Lecco, cioè dalla sinistra della difesa del Caldiero. Lo perdono abbastanza spesso, quantomeno non lo attaccano in maniera molto pressante, ecco. Battuto calcio di punizione da Pelamatti, poi si va da Nessi che apre sulla destra per Mondini in profondità. Loro sono riusciti mai, anche perché sei sotto, loro non sono mai riusciti su azione ad arrivare. Non hanno fatto niente, però siamo sempre sotto. È una squadra ordinata, è una squadra ancora messa in campo bene. Ordinata e assolutamente ordinaria anche. Niente di... Qui si invocano i santi da casa, anche San Niccolò. Non lo so, per evitare gol da calci d'angolo li abbiamo invocati tutti i santi quest'anno, ma non ha funzionato nessuno, quindi... dai la portiera. Quindi non lo so. Martic, sì, buona la circolazione di palla, ma poi dopo fatichiamo ad arrivare a concludere. Marino apre a sinistra, ma Cavallini è costretto a tornare all'indietro, poi Zanellato attaccato dalle spalle, allora va ancora una volta da Di Dio, si trovano molto, ma che apertura sta facendo? No, Zanellato sta giocando coi guanti di velluto, di raso, coi guanti di raso Zanellato sta giocando. E sta... però vedi, ancora detta il movimento Galeandro, lo cerca ma non lo trova perché c'è l'anticipo di Nessi, allora poi Pelagatti prova a servire Cazzatori che scivola senza fallo. Martic guadagna la rimessa laterale, poi si scontra, il Cazzatori va... È andato a muso per non fargliela battere veloce. Però vabbè, andare a muso duro così con Martic, se gli lasci anche 15 centimetri di altezza e di molti chili, magari non è una bellissima idea.
Davide, non è possibile 0 vittorie su 19 in trasferta. Sì. Porta sembra stregata. Se può essere anche bisogna vedere se è capitato che qualche squadra in un anno non è mai riuscita a vincere fuori casa. Non lo so, l'intera stagione. Il Venezia, quest'anno il Venezia. Venezia, sì. In C altre stagioni non lo so, ma suppongo di sì, però. Perché? Però non è che stasera la porta è stregata, è che fatichiamo proprio ad arrivare a concludere. Non arriviamo neanche in porta. C'è un problema un po' più profondo. Quest'anno siamo solo Venezia. Siamo lenti, no, va bene. No. Tanto so se avete visto il progetto del nuovo stadio del Venezia anche. No. Il progetto del nuovo stadio che dovrebbe partire, 19.000 spettatori, un'arena. Ma sempre lì? No, lo portano sulla terraferma, diciamo. Ecco, perché... no, perché lì che è bello, è proprio una cosa. Sì, però è un po' scomodo, diciamo. Palla nel cuore dell'area dell'Ecco, attenzione perché prova a girarsi, sarà calcio d'angolo, Battistini devia. Parlavamo di consapevolezza, di maturità, qua non c'è di nulla. Scappini. Denis ha mandato davvero il messaggio al mister, ma di solito tengono il telefonino spento. Chissà che però non lo ascolti, magari all'inizio della ripresa, magari possa inserire Christophersen in attacco. Calcio d'angolo, il secondo della partita. Qui non dobbiamo subire un altro gol. Il primo ha fatto malissimo all'Ecco, vediamo il secondo. Colpo di testa da allontanare, poi il tentativo di rovesciata che abbatte un compagno. Attenzione, Cazzatori ha battuto dal tentativo di rovesciata di un suo compagno. Zanellato fa spallate, poi apre a destra. Non so se si sono rialzati i giocatori del Caldiero. No, io andrei a dargli un'occhiatina perché gli ha tirato una sforbiciata in testa, anche se si tiene il ginocchio. Forse ha preso sul ginocchio. Si è scontrato con il suo compagno. Sì, tenta la sforbiciata, non ho visto chi. E finisce a terra. No, non è Cazzatori, ma Pelagatti. O forse Cazzatori era quello che ha cercato la sforbiciata. Fausto mi facendo intanto che Pelagatti si rialza, una grattatina, non c'è niente, noi andiamo in pubblicità. Vediamo. Oh, cavoli. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. In vantaggio senza neanche saperlo. Dibattevamo sulle maggiori motivazioni del Caldiero, che però, come dice giustamente il mister, ha trovato un gol fortuito. Non ha fatto un tiro in porta, non è che stiamo... Allora, siamo il paese dei rendering stadi, Paolo, quello è vero, sì, perché lo stadio della Roma e del Milan dovrebbero essercene già 7. Attenzione, perché poi va a chiudere Critta. Nostra. Critta, che tra l'altro non l'abbiamo mai nominato, è la prima volta che non lo nominiamo, perché da lì non attaccano mai, quindi non entrano mai da destra. Allora Davide, visto che conosci Valente, scrive a Denis, digli che quello che mi ha detto Minadeo al telefono l'altro giorno è una cazzata. Attenzione, adesso lo vogliamo sapere. Cosa ti ha detto Minadeo? Fausto? L'Atalanta accorcia sull'Arzignano e c'è il vantaggio del Vicenza. Vicenza che pareggia e dunque torna a -2 dal Padova. Attenzione, sfuma l'occasione, la possibile occasione d'attacco per il Caldiero. Davide diceva lo stimo, non penso che non sia, non penso che non sia un bravo allenatore. Ma riferito sempre a Valente? Fausto, a me spiace che i ragazzi li hanno sempre seguiti per i ragazzi che hanno sempre seguito in trasferta la squadra e che non li hanno mai visti vincere in trasferta. Anche oggi quasi 300 vengono ripagati così.
Davide spiega, ovviamente era un siparietto durante la partita della primavera, stavo scherzando. Ho visto Minadeo, abbiamo parlato un po' durante la chiacchierata, ha chiamato Valente al telefono e lui gli ha detto che io lo reputavo un pessimo allenatore. Ridendo gli ho gridato che era una cazzata. Dai che manca ancora tanto, punizione di Critta, gol al 7, dice Massimiliano, ma magari. Ieri Denis scrive, ho visto la squadra della primavera, gli ho augurato di vincere, alcuni mi hanno detto se andavo a Carrara, gli ho detto di no, alcuni mi hanno detto no, vieni dai. Avresti potuto, ci pensieri, non so se potevi o meno. Prima comunque era davvero Cazzatori che aveva cercato di affossare, di accoppare Pelagatti con quella sforbiciata. Nota di cronaca, insomma. Buona circolazione di palla, Marino, rinculano veniamo fuori bene lì, però poi dopo qua manchiamo degli ultimi... Che tutta la stagione che manchiamo un po' negli ultimi 20 metri, ancora, vedi? Poi arriviamo lì, si fa male un altro giocatore del Lecco, non ho visto chi era, se Galeandro? No, è giù ancora, Galeandro, mi sa. Sì. Recupera palla Critta, ma il gioco è fermo. No, vantaggio, forse si è rialzato Galeandro, allora l'arbitro fa giocare. Zanellato. Sì, Galeandro un po' claudicante. Zanellato sta giocando... Beh, il migliore del Lecco, direi, fino a questo punto. Apre Marino, Galeandro si è fatto male ma si rialza, zoppica un po' a sinistra Cavallini, prova, cerca la conclusione, rimessa laterale per il Lecco in zona d'attacco che sarà affidata la rimessa a Critta. Io non capisco perché rimango sempre impigliato nel cavo del microfono, ho un brutto rapporto con lui. Dai, su! Rimessa battuta, si cerca Sipos che però non trova il pallone, l'ultimo a toccare è un giocatore del Lecco, Galeandro, e dunque davanti facciamo fatica. Facciamo fatica. Dietro facciamo fatica. Davanti facciamo fatica. Davanti facciamo fatica. Facciamo in panchina. A centrocampo però un po' meno, dai, centrocampo. Davanti facciamo fatica, metti dietro uno davanti, no? Dietro più che fatica, dietro se mi dai il là, io schiaccio stasera sui calci piazzati. No, ma non è detto che magari il secondo tempo lo faccia, ma può anche andare. Chiedo a Fausto può anche andare a 4 dietro. Può fare vedere dalle immagini che ci ha girato il nostro Matteo Bonacina ai tifosi del Lecco sulla tribuncina dello stadio campo di Caldiero. Ci teniamo a farlo. Ecco, queste azioni qua dobbiamo essere un po' più veloci. Ma dai, quando ripartiamo essere un po' più veloci, perché dopo loro quando si piazzano siamo un po' anche compassati gli spazi, proviamo a ripartire. Ci non prova Didio sulla destra, costretto ad aspettare un compagno che non c'è. Rischio qui di... Sono tutti lì. Tu taglia almeno di là, prova una volta. Mezzo ancora. E poi facciamo fatica a trovare... Usiamo poco i quinti, sia di Dio che... Dobbiamo usare più, dobbiamo mettere Christophens e usare i quinti, tanto. Sul fondo. Così almeno poi li buttiamo dentro qualche palla. Però a continuare a rimbalzare sul muro in mezzo. A sinistra Cavallini è bloccatissimo, cioè o alzi Critta e inserisci Stanga o Polito, non lo so. No, ma puoi andare anche, ma puoi andare anche a, stai perdendo, puoi andare anche a 4, non è che andare 2 dietro come 2 esterni. Battistini in solita posizione a centrocampo, apre sulla destra per Didio che deve puntare l'uomo e saltarlo, sono d'accordo, invece no, le finte, rimane lì, raddoppiato, va da Zanellato. Bella la palla per Sipos che deve solo girarsi e battere a rete, invece arriva Di Gesù che gli tira addosso la palla. Oh, che cioccolatino che gli ha messo ancora. Qui Sipos è stato molto troppo lento. È arrivato male col corpo, perché praticamente dopo lui quando vedi che fa il controllo non riesce più a girarsi, poi gli ha messo uno scavino Zanellato, ragazzi. Vede molto, bravo, vede il gioco. Ma la prima palla che a me ma neanche i centrocampisti della Juve gli vedo fare. Secondo me una volta cioè, se lo tieni un'intera stagione e affini un po' di meccanismi, ti mette delle palle giuste. Attenzione in area, bello l'anticipo di questo era titolare nel Crotone in Serie A, ragazzi. Ragazzi, giocatori di categoria superiore. No, ma poi se tu lo tieni un'intera stagione ci costruisci. Beh, dall'anno prossimo
C'è una chiave di lettura interessante, Aldo, di Paolo, che scrive che poi dentro con Christoffersen abbiamo visto che Sipos è meno assillato dalle marcature avversarie, può essere più pericoloso. Perché Christoffersen dice una porta aperta, dice una cosa giusta. Cavallini finisce a terra e c'è calcio di punizione. L'unico ammonito della partita fino adesso è Frigerio, no? Sì. Tempo del cavolo questo. Non ci voleva è un primo tempo da pareggio, non è che non hanno fatto niente, però ti ripeto, una squadra comunque noi niente. Non ci sono state occasioni. Il tiro di Galeandro. Il tiro di Galeandro all'inizio. Sì, il tiro di Galeandro alla parte di Crespi. Che Galeandro alla fine poi è andato un po' in discesa. Sì. Sarà punizione a 44esimo per il Caldiero, ma siamo ben distanti, a circa 35 metri dalla porta dal Masso. Il fallo di Gesù. Insomma c'era. Sì, quasi. Cioè prima lo subisce, poi dopo va. Dopo... Calcio di punizione per il Caldiero, lo batte Florio, che scodellerà presumibilmente in area di rigore, così è. Colpo di destra, attenzione a uno schema, la battuta di Mondini. Ma troppo spazio però. Cioè siamo tutti accoppiati, arriva la palla, uno è libero. Ma dov'è? Tempo da dimenticare proprio, sia come... No, su queste cose qua non ci siamo. C'è da migliorare sicuramente. 2 minuti anche per quanto è rimasto a terra Frigerio. E poi in aria loro. Sì. Ci sono state queste 2 interruzioni sicuramente a condizionare un primo tempo non brutto, nemmeno bello, ma con pochissime occasioni e quel gol poi da calcio d'angolo che per adesso sta disegnando l'1-0 e decidendo la partita in favore del Caldiero Terme. Subito fallo Critta. La maturità la vedi anche quando, cioè, tu non devi giocare bene o a tutta solo quando c'hai lo stimolo che ti manca il punto, il mezzo punto, sei ancora lì in lotta, o devi far vedere che riesci a fare quel passo in più, che è la consapevolezza di aver raggiunto un certo tipo di livello e farlo anche vedere in qualsiasi partita, non solo quando c'hai la gola o... Comunque sta dando fiducia comunque quasi sempre agli stessi, perciò alla fine anche un qualcosina come dici te, un qualcosina in più, poi devi anche tirar fuori delle prestazioni diverse. Attenzione perché è un possibile 1 contro 2, ma è costretto a defilarsi sulla sinistra Fasan, che poi si accentra all'improvviso, esplode il destro, murato fortunatamente dall'incrocio di un suo compagno. È andata bene qui a Lecco. Ha preso il suo compagno, credi? Sì, una sfiga fantoziana, ma è andata bene a noi. Che ha pure tagliato in fuorigioco, una cosa strana. Probabilmente gli sta fiscando il è andata bene. Cioè, non solo ma è andato anche fuorigioco. Dico, tiri in porta, ce n'è uno che gioca con te che ti passa da... Sì, era in porta quel tiro lì, ragazzi. Sì, ma stiamo difendendo anche un po' troppo morbidi. Finisce qua una finale di tempo abbastanza allegrotto del Lecco. Adesso l'allenatore guarderà il messaggio, perché del nostro amico Denis Sacale, dice il messaggio. Cristo, scaldati che è il tuo momento. Allora, tra poco andiamo dal Albino e vediamo un po' di farci raccontare le sue sensazioni lì dalla tribuna dello stadio Mario Berti di Caldiero e vediamo un po' di capire anche da lui se sono delusi anche lì come lo siamo noi. È vero che poi Albino dirà sicuramente una partita che ha poco da raccontare, però no, nel senso aspettative basse, però allora metti dietro la primavera, metti dentro gli Anastasini, ma anche Mendozza.
Mendozza che ha 2-5. punto, capito? Metto Mendozza al così, posto di Galeandro e Vediamo se c'è Albino. Voglio andare se voglio giocare così, se no Sento il collegamento. Albino, ci sei? Sì, assolutamente. Ecco, allora, un primo tempo Albino molto combattuto a centrocampo, con poche conclusioni in porta, ma è l'Lecco che poi subisce il solito gol da calcio d'angolo, diciamo, non una novità. Questa è una cattiva abitudine su cui bisognerà lavorare l'anno prossimo, perché non possiamo continuare a prendere gol da palle così. Da 2 anni, tra l'altro, da 2 anni che avviene. Sì, è una cosa che si incancrenita come la non vittoria esterna. Sì. Aspettiamo però a parlare, perché poi nel calcio basta un episodio e cambia tutto. Cioè, sinceramente, anche perché il Caldiero, lasciamelo dire con tutto il rispetto, sembra veramente poca cosa. Questi episodi. Sì, spolate, magari fa fatica a credere, anche nel fatto che vincendo possa magari fare i play out invece di finire in qualche calderone diverso. Però sinceramente noi non abbiamo giocato male al centrocampo, ma anche loro. No, però quello che non vedo è la determinazione di quelle solite palle che mancano le palle per esempio lanciate dalla parte dove c'è Critta e dove c'è Cavallini. A sinistra ci siamo visti veramente molto poco. Poco, guarda, noi siamo in tribuna sul lato proprio dove attacca la faccia sinistra del Lecco, e Critta a volte secondo me viene impiegato in maniera un po' troppo difensiva. Sono d'accordo con te, sai. Questo è un giocatore che quando punta all'uomo, se sta appena bene, non lo fermi più. E poi crossa bene, perché mancano quelle palle messe in area bene, no? Per adesso. Certo, è l'unico che ha la palla, che ha il tiro forte, tagliato, e gliela butta dentro, e sono quei cross che mettono in difficoltà la squadra che li difende, e mettono invece in grande spolvero presso la squadra che attacca. Allora facciamoglieli buttare, no? Invece lì ci sta lì a fare il compitino dietro ordinato, arriva fino alla 3/4 e si ferma. Sono d'accordo con te. Chi ho visto molto bene, non so se tu sei d'accordo, Albino Zanellato, veramente padrone del centrocampo. Zanellato è un giocatore che non c'entra niente con la categoria qua. Non c'entra nulla. È un signore, tra l'altro mette la palla dove vuole, quando la calma serata. A volte dà l'idea che i compagni non lo seguano, no? Come non arrivino alla sua intuizione. No, più che non lo seguono, direi che non lo capiscono. Sì, non ci arrivano proprio, ecco là. Sì, è vero. Sì, ma difatti ha fatto un paio di cose non dico da cineteca, ma ha fatto un lancio sul Simpos che era dietro il filo, è rientrato per prenderla. Non so quanti viene in mente di fare una roba del genere. No, sono d'accordo, anche noi siamo rimasti ammaliati da come stia dipingendo calcio in campo Zanellato, e speriamo di raccogliere, perché insomma poi... Sì, no, certo, io sono anche convinto che lui resterà, e speriamo, perché sarebbe un tassello fondamentale per la squadra. Ma guarda, io non voglio darmi il tono di quello che sa le cose, che non le so, però ho parlato un pochino col presidente sul terrazzino alla fine della partita con Albino Leppe, l'ultima gara, e mi ha fatto capire che in maniera anche esplicita cercherà di fare una squadra importante, cominciando a trattenere quelli che sono giocatori importanti, e uno dei nomi è proprio lui. Sì, perché ne abbiamo diversi che a conti fatti in una stagione in cui si riparte da zero possono essere giocatori di una squadra importante, quindi... ma tu puoi contare, secondo me, Stefano, permettimi, puoi contare su un'ossatura di 7-8 giocatori e poi costruire gli altri. Sì. Fai anche 9, 10. Allora, i portieri sei a posto, nella punta ce l'hai, devi trovare l'altra punta, devi trovare qualcos'altro in difesa e qualcos'altro al centrocampo. Per essere protagonisti, Ma soprattutto, secondo me, se posso ancora rubarti un secondo, è sugli esterni. Sì. Manchiamo troppo. Va bene. Ci sentiamo più tardi allora, Albino, dai, speriamo in una bella ripresa. D'accordo. A dopo, Grazie, ciao. Ci prendiamo una piccola pausa anche noi, torniamo subito per raccontarvela questa ripresa.
Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su Squadra e Società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.
Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blucelesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su Squadra e Società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Abbiamo una notizia per voi. Notizia che ci arriva direttamente dal Bernabeu di Caldiero Terme, non mi ricordo come si chiama, Mario Berti di Caldiero Terme. Christoffersen, acclamato, reclamato a gran voce da tutti, da casa e da qui dallo studio, entra in campo per decidere questa partita. Anche se dici? Allora, dovrebbe uscire Galeandro. Avrei tenuto dentro Galeandro anche. Subito due cambi perché dovrebbe esserci anche Grassini. Grassini ci sta, magari Cavallini. Adesso aspettiamo la certezza. Sì, eccoli qua. Grassini, Christoffersen. Ed escono Cavallini e Galeandro. Sì, vai, Cavallini un po' in ombra, però adesso vediamo
E non l'ha mai presa perché non è mai andato di a sinistra. Non gli hanno mai data. Strano perché... non so. Vabbè, io avrei azzardato, Leandro aveva tenuto dentro. Infatti. Diciamo che tatticamente cambia poco. Di Dio a sinistra. Cioè, davanti hai caratteristiche diverse, il che però, mister, vuol dire che devi andare devi andare in fondo. Adesso devi cambiare. Adesso devi andare con i quinti. E se no, Cristo, ragazzi, adesso che i quinti devi andare assolutamente. Sta lì a fare. Allargare il gioco e andare con i quinti. Per assurdo ci stava anche Anderson. Nel senso che come qualità, come ruolo, come qualità, ma secondo me entra più tardi, vedrai. È chiaro che adesso hai Grassini, però chi va a sinistra tra Grassini e Di Dio? Per me, anche settimana scorsa, l'ha girato. Anche settimana scorsa. Gli avvertiti, vediamo. Tanto 1201 sono gli spettatori ufficiali, sono tanti, no? Per Caldiero. Insomma, non so sono pochi, i cui ospiti 254. Quanti abitanti faccia fa? Caldiero? 898 abitanti. Sono tutti allo stadio. Cioè sono di più. Hanno preso anche quelli dei paesi. Sì, sono andati a convocare, gli ha detto venite a fare. No, li ha presi tutti, venite qua che... Dai, andiamo un po' a spingere. Che è fattibile. L'apertura a sinistra per Di Dio che allarga per Critta, eccolo finalmente una volta Critta che va fino in fondo, bella la palla per Sipos, costretto ad allargare ancora su Critta il traversone, non c'è però nessuno che possa andare a intervenire su questa palla, allora prova a uscire Cazzadoris, sbaglia tutto, allora recupera il Lecco, Critta, il colpo di testa di Dio che poi se la ritrova e va però costretto ad allargarsi nei pressi della bandierina, a giocare questo pallone, a ripulirlo, viene attaccato da Florio, il cross di Dio sul secondo palo, c'è il colpo di testa, poi prova, c'è una sforbiciata di un giocatore del Caldiero ad allontanare, è riuscito però ad anticipare con la sua giocata quelli del Lecco, poi c'è fallo, sì. Abbiamo già messo più cross in un minuto che in tutto il primo tempo. Sì, abbiamo già fatto di più in questo primo minuto. Credo gli avrà detto, adesso si allarga il gioco e picchiamo dentro. Forza. Sì, anche Critta è stato abbastanza timido nel primo tempo, non ha mai... E invece adesso già l'abbiamo visto proporsi 2 volte. Zanellato, Marino. Anche Marino un po' in ombra. Poi in ombra, adesso però buona la palla per Di Dio che potrebbe andare a calciare da una bella zolla centrale, ma la palla finisce là. E la troveranno domani mattina. Non hanno più trovata quella palla lì. Però buona la predisposizione anche di Dio in questo inizio di ripresa lì a sinistra, anche perché può poi andare ad accentrarsi sul piede forte. Sì, cioè, dici se il piede forte è quello. No, dico, va bene l'intenzione, ma guardiamo anche... Devi fare anche un po' meglio. Siamo in Serie C, non siamo in prima categoria. Siamo alla Orca, con tutto il rispetto. Sai, quei tiri lì puoi vedere... nei nostri campionati dilettantistici, ma non a quei livelli qua. Poi su un campo così. Fausto, cambia un altro risultato? C'è il raddoppio del Padova sull'Union Clodiense. 2-0 contro la Clodiense retrocessa. Zannellato apre subito a sinistra per Di Dio. Ma pallone interessante, si possono arpiona, si gira, poi conclude Murato. Che sfiga. Che bella la palla di... Chi ne aveva messa con la palla di Dio? Di Dio, sì. Fallo su Battistini, si prosegue per il vantaggio, poteva essere una punizione buona. Dentro. Attenzione qua, di Gesù apre sulla destra per Grassini. Le finte di Grassini costretto ad arretrare, poi trova Martic. Ancora Zanellato. Controlla e mettila. Ma prima, se no ti chiude. Allora, quando Grassini crossa, gli avversari hanno una X qua, no? Deve lui la deve colpire. No, perché quel controllo lì è il controllo che guadagna 1 metro. Farlo subito. Niente. 1 metro il difensore ti viene addosso, mettila subito, tanto cosa devi... È arrivata, ormai da lì cosa devi fare? La metti, no. Sì. Poi sul piede, ce l'hai già sul piede giusto. Si riprenderà con la rimessa dal fondo. Sono quei particolari che
poi dopo i giocatori fanno le categorie, chi gioca in C, chi gioca in D. Non è tanto l'intenzione finale, ma il timing che ti dai alla giocata, perché se sei di un'altra categoria è una palla che va in aria, è una palla che gli fai far gol al tuo attacco, cioè capito, noi invece gliela mettiamo come le giocate che abbiamo visto prima al centrocampo, no? Lui ha un pensiero prima del suo compagno che poi non arriva. Zanellato è di un'altra. No, i nostri amici a casa se la prendono con qualche giocatore, tanto il lancio è lungo direttamente su Crespi. Grassini e Anderson stanno meglio in panchina. Galeandro non segna neanche a porta vuota. Paolo va giù duro su Galeandro, non lo vuole neppure l'Aurora San Francesco o la Belledense, rilancia Denis. Ha un contratto fino al 2027, dice Cinzia, ma Galeandro. Non offendete l'Aurora, attenzione che Mauro, magari non conoscete l'Aurora negli anni 80. Cos'era l'Aurora negli anni 80? Negli anni 80 era il Nottingham Forest della città. No, Aurora San Francesco è una squadra con una storia alle spalle importante. C'era un giocatore, guarda, che ci girava gente forte, che giocava a pallone. Poi è arrivata anche c'era Viviani, Fabio Viviani. Io da allenatore l'ho incontrata, dice Denis, a chi l'Aurora, dice, sì, negli anni 80. Beh, credo che Alecco sia una delle squadre con una storia. Ai tempi c'era Lolate, Mobili Bonaiti, io parlo Mobili Bonaiti, anni fa. Lolate dove giocava Achille Mazzoleni, Mobili Bonaiti. Una bella no, quel periodo lì. Però a un livello forse un po' sotto, Mobili Bonaiti è anche il nostro sponsor adesso, però. Mobili Bonaiti. Cross dentro, il Caldiero ci prova. Lecco riesce però a controllare e a ripartire. Vediamo se ripartiamo con un po' di qualità, dai. Chi è, Galeandro? Ecco. Sì, era Galeandro. No. Galeandro è fuori. Chi era? Di Dio? Di Gesù. Di Dio, di Gesù, insomma era un... Gli piace a Paolo di Gesù. Paolo è un grande fan di Gesù, Sei proprio un fan di Gesù, anzi un fedele di Gesù, Paolo. Vabbè. Si lasciava dentro Galeandro, si trovava 3 davanti. Pelagatti, il lancio lungo a cercare le punte della Clodiense che stasera possiamo dire che non l'hanno mai vista? Caldiero. Cosa ho detto io? Anche l'altra, ti ricordi che anche l'altra settimana? Vabbè, tanto una delle due sono ultime due, cioè non è che una... Lapsus con questa Clodiense Caldiero che mi... Su, dai. Rimessa laterale per il Caldiero. In zona d'attacco, però piazzatissimo Lecco che recupera subito palla con Sipos. Poi Zanellato, attaccato alle spalle col fallo. E fallo! Perché non fischia? Ma come fai a non fischiare? Le proteste giustamente di Zanellato. Sì, c'ha ragione. Che in piena area viene atterrato, poi Florio va a calciare. E brivido nell'area del Lecco, quindi, perché poi la palla finisce fuori. C'è anche una deviazione calcio d'angolo. Non ho contato male il terzo. Battuto il cross dentro, la ribattuta di Critta, ne rimessa laterale. Ci crede il Caldiero che rimane lì negli ultimi 30 metri a provare a schiacciare il Lecco. Mi viene il dubbio di non avere neanche nominato mai l'arbitro stasera, è vero? Sì, ma tutto sommato non ha fatto... Sì, non ha fatto grandi errori. Giurgevic, Alexander Giurgevic della sezione di Trieste. Gli assistenti sono Carmine De Vito della sezione di Napoli e Matteo Cardona della sezione di Catania, che è il primo assistente. Quarto ufficiale, signor Cosimo Papi di Prato. Ma a me è solito, la solita composizione a random, la definirei, perché non c'è mai una certa omogeneità territoriale. Si muove di più, fa un po' il Galeandro della situazione. Bella inquadratura di Sky e i tifosi del Lecco in tribuna. Ma fanno le estrazioni tipo quelle della tombola? Per la quaterna arbitrale? Sì, secondo me sì. Bella pallaccia giocata da un giocatore del Caldiero, poi si accontenta della rimessa laterale di Dio lì a sinistra, e però ripartiremo da Critta poi all'indietro dalla difesa.
Molta approssimazione nell'arbitraggi, dice Davide. Sì, nel sistema arbitrale in generale è peggiorato. Poi io sono sempre un po' morbido su questo, perché come è peggiorato il sistema arbitrale sono peggiorati anche i giocatori, cioè, secondo me è peggiorato un po' tutto nel calcio italiano negli ultimi 20 anni. Tu no, noi no, dice Fausto. Però al di là di tutto c'è stato proprio un crollo. Attenzione a destra sfonda, chi è Grassini? Che mette dentro una palla, all'improvviso Grassini diventa Garrincia, ma finisce subito perché è già ripartito il Caldiero. Molti errori, ora la squadra anche abbastanza lunghe già, recupera palla il Lecco, apre a sinistra per Didio, che prova a puntare, dai puntalo, saltalo, va fino in fondo Didio, poi è costretto a vincolare, viene anche trattenuto, poi si incarta e finisce fuori con la palla. Ci sta provando il Lecco con un po' più di quella voglia, però precisione, qualità. Io andrei a 4, metto Critta a fare il terzino, tolgo Didio e metto Mendoza. Ma Mendoza largo? No, Mendoza dietro le due punte. No, vado a 4 dietro. Ah, beh, 4-3-1-2. Tolgo Didio che tanto è un destro-sinistro, vedi che quando arriva giù poi deve rigirarsi per andare a rimetterla con facendo destra. Fatica adesso. Tanto così per stare 3 dietro. Ma anche Christoffersen una palla. Ma se non gli mettiamo il pallone. Sì. Dico Mendoza, dico Anastasini, comunque un giocatore che ci può dare un po' più di rapidità lì, perché sennò siamo... Io avrei lasciato dentro anche Gianluca scrive: io Lecco Biliardo anni 2002-2004, io il Reda, coppia micidiale, ogni torneo un piazzamento. Il biliardo a coppie. Massimiliano Oltonini, il mister ha detto durante l'intervista che per l'anno prossimo porterà 2 o 3 giocatori di sua conoscenza, sapete qualche nome? No, al momento non è dato sapere. Bella la palla di prima di Dio, Critta la mette dentro! Miseria. Conclude ma fuori. Questa è veramente una bella azione. Vedi, una giocata di prima cosa... Questa ha fatto una bella cosa. Già battuto il calcio d'angolo, c'è un colpo di testa morbido di Martic? No, di Christoffersen. Bellissima azione di prima, no? Perché la rivediamo questa. Guarda, bello. Ti apre tutto. Di Dio per Critta che la mette dentro subito per Sipos e poi anticipato. No, senza fare 25 tocchi. Perché più porti palle più si mettono a posto. C'è il risultato che immagino. C'è il vantaggio della Pro Patria con Lumezzane. Ci prova ancora Di Dio che proprio mette fallo. O sei un... No, prima ha fatto una bella cosa, no, sulla giocata, però poi alla fine quando deve portare palla comunque è in difficoltà, perché vedi comunque arriva sempre. Cambi girandola, no, un solo cambio in realtà per loro. Avrei fatto i 3 davanti e tanto in mezzo. Si sono scontrati Pelagatti e Di Dio. Sì. Sulla corsa si incrociano. L'Union Clodiense accorcia a Padova, quella vera. Accorcia a Padova, attenzione, 2-1. Allora, entrerà il numero 33 che dovrebbe essere Mazzolo. Deve giocare a sinistra, credo. Pelagatti, credo che uscirà lui. Stavo aspettando 13 Pelagatti, sì. Andiamo in pubblicità, prima volevamo darvi la certezza del cambio, ve la diamo dopo. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Allora, siamo in diretta, Fausto, sì? Allora,
Ci sono delle idee contrastanti su Mendoza, mister, perché da casa... Allora, Massimiliano dice... anzi no, Davide dice Mendoza ce lo vedo bene a raccogliere... Vabbè, no, le foglie di... No, anche quello no. Paolo invece ha il fisico giusto per fare il corriere per Bartolini. Beh, lui è un piccoletto, è chiaro che... Dico Mendoza perché è l'unico che salta il centrobasso, è l'unico che abbiamo che salta l'uomo, non è che fagli prendere il fiducia, il mister ha ragione. Cross dentro lunghissimo, addirittura vai su fuori dal campo. E Paolo dice anche a Mendoza gli hanno fatto un contratto fino al 2027, roba da matti. Sono quei giocatori che ci stanno perché fanno numero, no? Non sarà mai un titolare Mendoza nel Lecco, no, però... Dico, il discorso di Mendoza è il giocatore che noi comunque non abbiamo nella rosa. Diciamo che è vero, dovremmo averne uno di qualità superiore, complessivamente di livello superiore a Mendoza, ma non ce l'abbiamo. Uno svelto che può saltarti l'uomo, che può darti una... però non ce l'abbiamo. Davide addirittura si sbilancia, no? Lui l'uomo lo salta, è il pallone che non passa. Può essere. Zanellato in 2 vince un rimpallo, non il secondo, allora alza Gattoni il pallone lì a sinistra. Per forse Mazzolo ne è entrato, che tocca ora il pallone. I rinnovi, Paolo rilancia, i rinnovi di Mendoza, Galleandro e Tordini sono un'altra sciagura di inesperienza gestionale all'inizio stagione. Può essere, ricordiamoci che poi c'è Tordini anche che dovrebbe rientrare a giugno, quindi come sta andando? Messina, poco, niente. Poco. Fausto scrive: avere parlato di programmazione per il 2025-26 ha mandato mentalmente in ferie la squadra. Dite a Matteo Albino di chiedere a Valente di scusarsi con chi in tribuna ha onorato la maglia e la bandiera. Denis, Mendoza sembra a me quando giocavo nel Bellano. Beh dai Denis, non buttarti giù, magari eri più forte. Mendoza. Rilancio lungo dalla difesa del Caldiero che ora cerca di... ci vuole credere per gestire questo risultato di vantaggio, qui però si scontrano fra due, palla fuori, ragazzi, che livello che è il Caldiero però, sta giocata qua, mister, da nemmeno in prima non categoria. Si può perdere contro questi qua, Valente che lì che incita Valente che ti cavoli, metti dentro e davanti, ma è la squadra proprio che non è... Deve fare qualcosa di diverso a livello di... cioè lui niente da fare, a quell'impostazione lì e mantiene quella. Tu vorresti vedere invece proprio un cambio, anche uno stravolgimento tattico. Se tu vedi che l'andazzo, dicevamo prima, perché tanto così è persa, che l'andazzo che puoi giocare fino anche a dopodomani, cioè quando fino alla risurrezione. E vedi che non cambia niente, spaia le carte in tavola, no? Sì, no, sono d'accordo. Fai una mossa diversa, almeno nel finale qualcosa che possa cambia l'assetto, non so, fai qualcosa per cercare di se no qua andiamo avanti fino alla risurrezione, non cambiamo. Denis, come gioca Mendoza? Ma non ho capito la domanda, perché non l'hai mai visto giocare quest'anno? Beh, ne ha giocate diverse comunque, soprattutto nella prima parte di... Da quando è arrivato il mister Valente non ha forse qualche spezzone, un paio di spezzoni, ma non sabato scorso è entrato un po'. Non lo vede tantissimo, lo vedevano di più perché col modulo che fa lui lo vedeva di più Baldini nel 4-3-1-2, era diciamo un po' più utilizzato. Sì, perché all'inizio dell'anno era un po' la prima alternativa a Tordini. E qualche buono spezzone l'ha fatto, per carità, ragazzo del 2005. Cos'è? Nazionale under 20 dell'Ecuador. Sì. Palla nel cuore dell'area del Lecco, poi un colpo di testa a spazzare, un altro, prova a mettere un po' d'ordine, Sipos. Centrale c'è Zanellato che difende bene il pallone, vede la giocata di Grassini,
che prova a partire, costretto a rinculare, poi cambia. Di Gesù Dai, cambia subito. involontario ma fortuito. Punta, vai avanti. Critta Non da lì. No, dalla tre quarti non si crossa mai così, dai ragazzi, cioè, frattura in mezzo al campo, ora buon gioco, 20 metri. Non si può, infatti. Cross dentro, bello, anticipato Sipos, non c'è fallo di Dio. Pennella per Christoffersen, troppo lungo, però ci concedono un calcio d'angolo, sai? Perché vedi lì, possibilità Critta deve dargli palla di Dio e poi gli deve andare sopra e arriviamo sul fondo a mettere la avevamo palla. tutta la possibilità di giocarla. Però Critta lì può andare sul fondo. Deve appoggiarsi su di Dio e andargli sopra. 64 minuti già, no, c'è tempo, c'è mezz'ora. No, c'è tempo, però passa anche velocemente, perché siamo già al 64esimo. Calcio d'angolo, allora lo seguiamo per il adesso Lecco. abbiamo il pennellone? Un po' di torri ce le abbiamo, dai. Abbiamo Battistini, abbiamo Christoffersen, abbiamo Sipos. Dai. E allora seguiamo questo calcio d'angolo per il Lecco, battuto dentro. Ci arrivano in due, la palla finisce fuori, non di tanto. Chi è andato? Martic? No, mi sa no, adesso inquadrano lui, ma ma Martic non sarà stava lui. Tornando indietro, vediamo. Sai che non so chi la tocca alla fine. Zanellato? Sì. Che era davanti a Christoffersen. Però ci andiamo con poca cattiveria, no? 2-0 del Novara. Contro il Trento. Altro aggiornamento, dunque, una partita che cambia. Tra poco andiamo anche a riepilogare tutti i risultati. Di Gesù. Molto spazio, ma non sta incidendo. Anche qua la palla. Chi è che è? Lì a destra? Martic? Sì, Martic. Di Gesù ha molto spazio, ma... Sì, ma vedi, era una palla che poteva andare a mettere in verticale, l'ha data laterale. Cioè, anche poi prendere anche un po' più di iniziativa per andare. Christoffersen la mette dentro, Sipos non ci arriva, controllato bene da Pelagatti, che si è ripreso bene dopo l'infortunio di prima. Ciao Pietro, ciao a tutti dall'edicolante blu celeste del Viale, come sta andando? Ma Pietro, stiamo facendo un po' benissimo, un po' schifo, nel senso che sotto 1-0, ma non grande, qualcosa di meglio alla ripresa rispetto al primo tempo si è visto. Però ti rimporta, ragazzi. Bisogna fare qualcosa a livello. Devi spaiare. C'è ancora 3 cambi. Potrebbe spaiare un po' la situazione in campo. Non lo fa. Caldiero che giostra il pallone, ma riparte dalla difesa. Andiamo a vedere i risultati allora delle altri. E vi riepiloghiamo un pochino quello che sta succedendo in questa 37esima giornata. 0-0 tra Albino, Leffe e Alcione. Arzignano in vantaggio 2-1 sull'Atalanta, che è in 10 da. L'inizio, Dal 10° nel primo tempo, ci suggerisce Fausto. 1-0 Caldiero sul Lecco, 0-0 Feralpi Provercelli e Gian Erminio Virtus Verona, 1-0 del Vicenza sulla Triestina, 1-0 del Novara sul Trento. Impostazione uno dietro, cioè non serve tenere la difesa in quel modo lì adesso. È mezz'ora che lo dico. Un tubo. 2-1 del Padova sull'Union Clodiense. Cioè, hai un uomo in più dove non serve, capito? 1-0 della Pro Patria con Lumezzane, 1-1 del Renate con la Borghese. Mentre il nostro Aldo si dispera. Sarà anche duro vedere le cose, ma ragazzi, no. Attenzione a Di Dio che mette giù il pallone, apre per il cross, un colpo, poi dentro! Ma no! La palla fa la barba al palo. Clamorosa occasione Lecco. Al 68esimo. Marino mette dentro un buon pallone, il tocco di Zanellato, poi Sipos e poi la palla rotola, non arriva nessuno. E la mettono in calcio d'angolo. Sì, hanno anticipato Christoffersen. Dai. Sì, c'è calcio d'angolo.
5, 6 a saltare. Vediamo. Gli altri ce li abbiamo di Calcio d'angolo per il Lecco. Dai ragazzi, che da cavolo. questa posizione possiamo... Sì, poi loro... Allora, calcio d'angolo, battuto, allontanato da Mondini. Attenzione perché provano a ripartire forte. Senza fallo recupera bene qui il Lecco. Loro, al secondo tempo, sono mai entrati in area di rigore nostra? No, forse una volta. loro ormai difendono l'1-0. Vedi che sono già... Guarda che frattura. Che c'è, sì, perché loro, non c'è- loro- concedono un campo. Si sono messi là... Sì, davanti all'area di rigore. Basta. Gian Erminio in vantaggio con la Virtus Verona, la Feralpi Salò in vantaggio con la Pro Vercelli. Cambiano anche quei due risultati che erano solo 0-0. Intanto bravo Dalmasso a uscire qui. Colpo di testa di Cristo. Fallo contro. Però veramente al di là delle battute, io credo, andiamo in pubblicità, poi questo discorso lo faccio quando torniamo. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. C'è un cambio, no? C'è l'arbitro che ammonisce chi? Qualcuno in panchina. Qualcuno in panchina del Caldiero? Perché vediamo qua, ci sarà una sostituzione a breve, ma... Ha ammonito il quarto uomo l'arbitro. Anche secondo me, volevo dirlo. Gli stava antipatico. Ma potrebbe succedere, per regolamento potrebbe succedere, tranquillamente, cioè. Tranquillamente. Pareggiato la Virtus Verona col Gian Erminio, immediato il pareggio della Virtus. La reazione immediata della Virtus Verona, clamoroso. Ormai commentiamo il più e il meno perché qua... No, adesso qui però l'allenatore deve dare una svolta alla cosa qua. Dentro un altro Christophers. No, ma nel senso cambia attenzione un po'. a Cazzadori. Cosa fa Cazzadori? Ma è gioco fermo. Sì, Cioè, cambia un po', dai, su. Cioè, stiamo perdendo. Era entrata in area, aveva calciato sterzando sul sinistro, ma il gioco era fermo. Diffidate dal quarto uomo, scrive Mauro. Fuori gioco o fallo del fuori gioco? Erano 2 metri di fuorigioco. Però non so se c'era fallo anche prima. Fuorigioco era fuorigioco. Sì, sono d'accordo con Paolo, perché poi quando raggiungi la salvezza inconsciamente, secondo me... Inconsciamente, un calcio nel culo, inconsciamente. Lo so, sarei d'accordo con te, però... secondo me inconsciamente mollano. Niente. Non c'è fallo qua su... No, ho avuto una poi va a fallo Marino, fallo. Però una partita, vabbè, corretta, 72 minuti, un ammonito solo Frigerio, che è già uscito poi per l'infortunio. Che Marino... doppio cambio nel... Marino non boh. Un po' lento. Marino si sa male. Un po' macchinoso. Una delle peggiori sue partite in luce destra, sai? No, è un giocatore che ha l'idea di smistare, fare, però è lento. Secondo me è un po' lento. Ma stasera poco ma poi anche. Comunque, da quando hanno iniziato a giocare assieme dal primo minuto Zanellato e Marino, comunque vedi che Zanellato è uscito e Marino si è un po'... che come caratteristiche si rubacchiano un po' la scena, no? È che Zanellato è una spanna, è 2 spanne sopra, chiaro. no? Sì, direi assolutamente. Riprende adesso il gioco. Anzi, per caratteristiche si è esaltato Frigerio con Zanellato, perché si è un po' più liberato, ha giocato un po' più avanti, perché è il giocatore che va a proporsi e Zanellato vuole quei giocatori lì, quei giocatori che non vogliono la palla nei piedi ma che vanno a cercarla nello spazio. Ma io ti chiedo, tanto Sippo si apre bene a sinistra, attenzione, però costretto a tornare indietro Christoffersen, lavora però bene il pallone. Di là.
Marino, eccolo che apre sulla destra per Grassini. Puntalo di lungo. Cross col mancino lungo per Cristo, anticipato. Vediamo se arriva Di Dio alla conclusione. Tira! Che questo... Non dare suggerimenti azzardati. Perde un tempo di gioco, poi calcia direttamente a Belluno e dopo mancano i palloni adesso. Prossima due sono già andati. che Di Dio, sai, perché Di Dio calciato perché c'hai i parenti, no? Però voglio dire, non è che Fausto deve ridare la palla a suo zio, no? Non so dire. No, perché c'è la latenza, è arrivato in ritardo il tuo messaggio. Le mie grida sono arrivate dopo. Di Dio aveva già Comunque calciato. c'è la Pro Patria che ha raddoppiato sul Lumezzane. Fai qualcosa, poi c'è 3 cambi ancora. Oggi Friggero ci è mancato purtroppo Mauro. Meo, Sì, è vero. ciao, non fate veleno, in che senso? Siamo velenosi? Oh dai. Tanto c'è il rinvio del Caldiero con Crespi. Prima volevo dire qualcosa, prima stavo dicendo, sarà stata una cazzata, ok, ma stavo dicendo qualcosa e poi mi sono interrotto e ho perso un po' il filo del discorso. Allora, a sinistra la palla per Di Dio che ci sta mettendo un po' più di verve dentro, il pallone interessante ma ribattuto. Ci sta mettendo un po' più di verve. Sì, però anche qua vedi è una soluzione, c'è Critta lì, gioca, cioè sempre quella palla a rientrare, andiamo sul fondo. Ecco, Critta ci prova adesso, però poi va a incartarsi un po' e ne esce bene il Caldiero, palla a terra. Ancora Di Dio che lotta contro 2, vediamo se guadagna rimessa o angolo, no, gli va di sfiga, rimessa laterale però. Forse adesso sì. Già battuta, Marino. Lavora bene questo pallone Battistini, in 1-2 col compagno. Battistini, dentro pallone interessante, non ci va nessuno troppo lungo sul fondo. Ma sono palle, loro sono là piazzati, quelle palle buttate un po' dalle tre così, quarti, sono palle che vanno... Qui, come ho detto prima, cioè, se noi giochiamo fino a lunedì, fino a lunedì dell'angelo, siamo lì ancora così. Se non tenti di fare qualcosa di diverso, tanto a Pasquetta piove, quindi di posizionamento e di il loro mister non è che si è abbassato dietro 20 metri, basta, li ha chiusi lì, vedi che non stanno neanche più ripartendo, controllano, non c'è nulla da inventare, la sparacchiano su e niente, e tengono così. Tengono un vantaggio che, come dicevano prima dalla regia, può essere per loro molto molto importante, quindi perché hanno ancora la possibilità di andare a prendere anche la Pro Vercelli. Quindi cioè bravi loro a fare quel tipo di partita qua. Comunque, e loro si sono trovati col gol fatto, no? Si sono trovati con 1-0 comunque l'ha imbrigliata bene il loro mister, che comunque non ci hanno concesso occasioni. Fausto? No, il riepilogo della situazione in fondo alla classifica vede il Lumezzane 41, Pergolettese, in questo caso Lumezzane è salvo perché c'è la Pro Vercelli a 37, sta perdendo. Pergolettese 40, ma anche lei penso che non abbiano più problemi a Crema. Però c'è Pro Vercelli 37, Triestina 36, Pro Patria 34 e Caldiero 30. Questa è la situazione di classifica. Caldiero che intanto può battere un altro calcio d'angolo. Tentativo di rovesciata, palla quasi in rimessa laterale, ma viene Mondini che evita l'out, poi prova a ributtarla dentro. Attenzione perché la palla è buona, Dal Masso se la ritrova lì. Terzo gol dell'Arzignano con l'Atalanta e terzo gol della Pro Patria con Lumezzane. Stasera segnano a coppie sempre 2 partite insieme. Ritmo basso ora in questa fase di partita, siamo al 77esimo, manca un quarto d'ora abbondante alla fine, di certo non ci stiamo Aldo, non ci stiamo dannando l'anima. Sì, fa qualcosa anche dalla panchina, metti dentro 3 giocatori, 2 giocatori, compussola un po' le carte, fai qualcosa. E anche per quest'anno mi sa che la vittoria, cioè per quest'anno e per buona parte della stagione scorsa, la vittoria in trasferta ce la siamo sognata. Toccala di lato. Vai di sopra. Di Dio a sinistra, la sovrapposizione di Critta che riceve, però deve andare Critta e devi svegliarti, calcio d'angolo, ma darti una mossa prima. Cioè, è quello da fare. Sono lì in 2 su
7-8 volte che ho avuto questa possibilità l'hanno giocata 2 volte. Ma devi farlo di qua, devi farlo anche a destra, devi farlo. E tutte e 2 le volte abbiamo fatto. Pro Patria Valanga, quarto gol. Pro Patria Valanga, quarto gol, dice Fausto della regia. Renate 2, Porgoletese 1. Si segna come ciliegie, gol come ciliegie in questa venerdì santo. Tanto il calcio d'angolo come al solito battuto non ha prodotto niente. Colpo di testa, poi Critta al limite dell'area, sfida e viene costretto a portare fuori il pallone di Dio. Cross sempre da lì per nessuno. Non so quanti palloni abbiamo buttato 4-5 cross così. Hai sempre la possibilità di giocartela. Ma dagliela ancora, esatto, ancora di lì, ma perché fretta. Mauro, avremmo dovuto mangiarceli. È vero. Magari lunedì di Gesù risorge, Fausto. Sì, perché non si è proprio visto stasera. Direi che è già andato a... Lo hanno già chiuso nella... Allora, poi qualcuno fa notare che all'andata gli ha dato 5 gol. Adesso dici, dov'è? Eravamo pure in crisi, eravamo scarsi all'andata. Non si può perdere contro sti quadri. E che facciamo una fatica. Se non segna Sipos, ragazzi, chi segna in questa squadra? Vi faccio questa domanda. Al netto della voglia o non voglia possibile. Su pale native Battistini o chi ha segnato ancora? Frigerio che è fuori, tra l'altro. Zanellato, ha fatto un gol. Spallata veemente su di lui e Lecco riconquista palla. Marino subisce fallo qui, Non c'è fallo. Come fa a non essere fallo questo? Gattoni recupera palla. Va a sinistra, finisce a terra, giocatore del calcio d'angolo. Martic va a prendere la male parole Accorcia il Lumezzane 4-1. Vediamo. Adesso il conto degli angoli dovrebbe essere 5 palla piena. Dovrebbe essere 5 palle. Sta dicendo di alzarsi. È successo poco comunque anche in questa ripresa. Sì, ma 2 cambi, siamo sotto 1-0, siamo all'80°, ha fatto 2 cambi su 5, non ha provato a cambiare nulla di come Florio della bandiera. Il modo di stare in campo è tutto sempre uguale, se stesso, ma non so. Ma tutto dentro c'è un colpo di testa, poi non riescono a girarsi. Ma che no, non ce la facciamo neanche qui, c'è la vigorosa spaccate e rimesse a laterale, scivolate e rimesse a laterale, Lecco ricomincerà ma dalla propria difesa noi ci prendiamo un break, poi seguiamo tutto d'un fiato questo finale. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Critta? No, di Dio. Fuori Marino e Di Dio, dentro Anderson e Attis. Vediamo dal punto di vista tattico un po' cosa... Attis ha tolto il mediano, però tirerà indietro. Anderson secondo te va a destra o rimane o Grassini va a sinistra? È già a sinistra. Quindi a sinistra Anderson. A sinistra Anderson. Sì, è un po' più offensivo, diciamo. Un po' più... No, sono 2 cambi offensivi. Poi comunque lui quando va a puntare l'uomo non è stupido. A sinistra? No, a sinistra, a destra, sì. Sì, però dietro ancora quelli. Non ha cambiato niente, ha messo solo il mediano, adesso passerà. Attenzione a Attis che trova la palla lì sulla tre quarti, apre a destra per Grassini, indietro, Martic. Ancora tra le linee Attis che si fa sbranare dagli avversari. Poi riconquista palla il Lecco. Anderson, buono il suo primo pallone perché è un recupero di Gesù che prova
sente l'odore della Pasqua e prova ad accendersi. Ritorna proprio la palla a Di Gesù che apre col piattone sinistro a Critta. Il traversone di Critta ancora una volta dalla tre quarti. Dentro il pallone, no, questa poteva fare meglio. Doveva fare meglio. Chi è? Grassini. No, Grassini. È arrivato che se non va per terra la stoppa fa i gol. No, non c'è neanche bisogno di andare in spaccata. Doppio cambio nei padroni di casa. Zerbato e l'altro non ho visto, ma suppongo Riai. Fa perdere questi qua. Esce anche Fasan. Niente da fare, gioca sempre uguale, mette dentro... Sì, ha fatto i cambi ruolo con sì, ruolo. Forse in mezzo adesso c'è qualcosa di più offensivo, però roba, cioè non ha cambiato nulla a livello tattico, niente, sempre quello. Tanto il tempo passa, 85esimo. Zanellato apre, si è andato un po' spegnendosi anche lui. Sì, però è l'unico che accende un po' la luce. Adesso poche energie, anche perdiamo i contrasti facilmente, 3 contro 3. Si apre a destra e riceve Zerbato, il neoentrato, entra in area, Zerbato si porta il pallone sul mancino, poi buona la chiusura di Sipos. Adesso deve ripartire veloce. Via, andiamo. Zanellato deve fare viaggiare la palla veloce, visto che lui veloce non lo è coi piedi, allora apre sulla destra per Attis. Dentro in profondità Christoffersen non ha toccato un pallone purtroppo. Anche Attis, sei appena entrato, c'hai tutto il fiato del mondo, ti danno una palla da centrocampo, sgroppa un po', invece ma continuiamo a crossiamo solo da tre quarti o da porta in sulla squadra, no? Dai, porca miseria. Mancava l'Albino Leffe, ha segnato. Anche l'Albino Leffe. Manchiamo solo noi adesso. Con l'Alcione. E sfuma così anche. 4 passaggi siamo ritornati al portiere. Mister che aveva Valente fatto capire che sarebbe stato un Lecco d'attacco, un Lecco pronto a vendere cara la pelle, invece non è stato propriamente così. Critta un po' di campo a sinistra, allora prova ad andare sul fondo, mette dentro una versione interessante che va in porta. La conclusione di Anderson, deviata, calcio d'angolo. Azione fantoziana. Non lo so. Ha messo una bella palla. Attis. Mi sa tu hai giocatori che è anche fresco, adesso ho capito perché non lo metti. Calcio d'angolo battuto, c'è un tentativo di colpo di testa di Christoffersen, schiacciato, facile per il portiere del Caldiero. Giocato contro una squadra del cavolo e abbiamo perso. Partono i cori in regia, 88esimo, 2 minuti più recupero che immaginiamo possa essere sui 4 minuti.
È che stai qua a giocare un giorno. No, e fai gol così. Direi che non segniamo. Partita questa sembra abbastanza segnata, Sembra abbastanza segnata la partita, intanto rimane a terra il giocatore del Caldiero. Calcio di punizione con Djurdjevic che va a contare i passi davanti ad Attis per questa punizione. Il colpo di testa arriva il raddoppio. Ma ti rendi conto? Arriva il raddoppio. Cioè, ma ti rendi conto? Ancora da calcio piazzato. Ma dai. 2-0. No. Fuori gioco? Fuori gioco era? No, non si è visto, hanno quadrato... sulla- In che senso? Espulso l'allenatore della Soave perché voleva il gol. Non si è capito il motivo. Vediamo. Guarda che sì, Che la Gatti aveva... non si vede se è fuori gioco o meno. E per proteste espulso Mister Soave che batte i 5 bambini mentre esce. Ma non abbiamo capito. Fuori gioco, Fausto? Mi sa di sì. Pensiamo di sì. Comunque il 3-0 è il Novara sul Trento anche. Quanti gol hanno segnato stasera? La Caterva. Trentina. Palla buttata in aria, non arriviamo mai sulle seconde palle, però mai nella vita. Ma deve esserci stato un componente della panchina del Caldiero che ha fatto un gesto a qualcuno, non so Dopo chi. il gol annullato? Dopo il gol annullato e non si è autoaccusato nessuno della panchina, è stato espulso l'allenatore. Paga il mister. Tanto attenzione, scintille tra Zerbato e Battistini, poi si alza l'intera panchina del Lecco. Arriva anche Pelagatti, ammonito chi? Battistini? Battistini. Sì. Battistini era diffidato, salterà l'ultima lì. partita. Anche lui alla fine è riuscito a prendere. E ci avviciniamo alla fine di questa partita, 91:30, se ne sono già andati un minuto e mezzo, 90 secondi. 2-0 della Feralpi Salò sulla Provercelli. E si segna a ripetizione, segnano tutte? Tranne noi. È un intero campionato, quello che volevo dire io, è trascorso senza successi esterni, ragazzi. Cioè, è clamorosa questa cosa, quando ci pensi, no? Ci pensate, cioè, è pazzesco. Io ho la mia idea, questa partita va giocata diversamente e andava messa dentro ai 3 punti. Quindi colpe di Valente? Sì. A me questo giro non è piaciuto Valente. Sia come l'ha preparata, sia come l'ha impostata, sia come l'ha portata avanti. Mi è piaciuto. Tensione in area dentro il pallone di Anderson, calcio d'angolo, bella lo spunto, è bello lo spunto di Anderson. Dentro il traversone è già battuto, non arriva nessuno. Poi fallo in attacco. Perché li sfruttiamo anche così male poi calci d'angolo noi, no? Non lo so, cioè... Vediamo se Stanno facendo rivedere il gol. Sì, probabilmente è fuori gioco. Non lo so. Sì, è alzato su, l'arbitro ha fischiato, però non si può capire da inquadratura così, non si può capire. Se iniziano i crampi. Vabbè, sì, anzi, è andata già bene che
Abbiamo visto avversari che sono tipo la Giana, che già al 53esimo iniziavano a far melina. Qui non era necessario. No, non è stato neanche necessario, perché sennò è vero, è già morta di suo la partita. La partita è morta di suo, è vero. Anzi, la rivitalizzi, si fa un po' a vuote, la rivitalizzi dopo. Paolo ci scrive che hanno buttato il pallone in campo mentre stavamo ripartendo dopo il gol annullato, per questo, quindi poi per le proteste. Espulso Martic. Perché? Voi avete visto dalla regia perché? È ammonito Marti? No, espulso direttamente. È rosso diretto. Rosso diretto deve aver fatto qualcosa di particolare. O ha detto qualcosa, non lo so. Cosa può aver fatto Martic? L'intervento dici? Non so, se non fa rivedere. Ma non l'hanno fatto rivedere? Vediamo l'intervento. Mani al collo, mani al collo. Però poteva evitarsela questa. Più che altro davanti. Ma gli ha fatto un po' di. Metti una mossa. il braccio al collo così. Gli ha dato davanti all'arbitro. Non lo so, questo secondo me. Secondo me è stato il movimento proprio che ha fatto il. Sì, perché non è che gli ha dato chissà cosa, però gli ha. Cosa? Attenzione, Benedetta ci fa notare che Martic, che non l'avrei detto, potrebbe essere la prima espulsione in carriera. Palla lunga e colpo di testa, attenzione, il cuore dell'area allontana, miracolosamente Critta. Poi Anderson, cos'è? Palla con le mani, fallo. E vabbè, chiudiamo anche con questa espulsione. Sì, che abbiamo perso 2 difensori nel giro per la di prossima 2 minuti. Sì. 95esimo, tra l'altro in questo recupero non si è riusciti praticamente mai a giocarlo il pallone, no? Non c'è fallo neanche su Anderson. Non c'è fallo, non c'è cazzo. Non aveva mica capitato questo, scemo, Fino a un certo punto adesso non ho capito più un cazzo. Quando la partita si è messa un po' sulla rissa, non ha capito più niente. Manca veramente pochissimo alla fine di questa partita che insomma il Lecco perde meritatamente, direi, no, mister? Sì. Perché non siamo stati capaci di tra l'altro una ripresa brutta, un po' incattivita, un po' sporca. Non siamo riusciti a cambiare l'inerzia della partita, no? Che è quello che magari Aldo ci aspettavamo, no? In questa ripresa. No, ci aspettavamo subito una squadra più di attacco con uno schieramento a 3 davanti un po' più per andare a vincere la partita. Invece... Punto. E qui è colpa del mister. Finisce qua la stagione in trasferta del Lecco con un'altra sconfitta. Bisogna dirla. Io qui tiro l'orecchio al mister, perché per come ha preparato la partita, per come ha impostato la squadra, una squadra anche nervosa in campo, con lenta, e secondo me andava subito impostata la partita per cercare di vincerla. Assolutamente. Iniettando degli stimoli alla squadra piuttosto che farla giocare in questa maniera qua, così da vacanza anticipata. Allora, adesso andiamo da Albino al stadio. E l'ho detta tutta così, un botto. Quello che penso è questo. E vediamo se c'è Albino per la sua ultima corrispondenza in trasferta di quest'anno. Peccato, perché volevamo chiudere davvero bene, non siamo riusciti, ragazzi. Noi volevamo chiudere davvero bene, in campo non si è capito proprio niente. Loro no. La tocca piano Aldo stasera, però insomma quello che ha visto non gli è evidentemente piaciuto. Tanto ci sono gli abbracci dei giocatori del Caldiero che sognano ancora di poter fare qualcosa di importante in questo finale per evitare la retrocessione. C'è Albino. Eccoti Albino, mi senti?
Sì. Eccoti qua. Allora, purtroppo un secondo tempo brutto, cattivo, sporco, la partita si è imbruttita, no? Anche nella ripresa, e Lecco non è riuscito a... Non abbiamo avuto la cattiveria che ci vuole per fare un certo tipo di partita. Sì. Troppo scarico, forse la salvezza acquisita ha un po' fatto male da questo punto di vista. Sì, potrebbe essere. C'è anche da dire che questa qui per loro è una partita importante, per noi era un obiettivo, però è un obiettivo che abbiamo fallito. Ciao. Eh sì, le motivazioni che fanno tutto nel calcio, no? Lo sappiamo, soprattutto nei finali di stagione. Però ripeto, a noi mancano 2 esterni che siano capaci di crossare in mezzo. Abbiamo visto che quando abbiamo crossato adesso abbiamo creato problemi. Cristoforo potrebbe essere da confermare, secondo me, come giocatore. Sì, no, perché la sua presenza in area può essere un'opzione molto importante. Peccato aver preso quelle ammonizioni di Martic e Battisti, l'espulsione di Martic e le ammonizioni di Battisti. Allora direi che chi ha preso, che quest'arbitro qui veramente è un altro arbitro di dimensione ridicola, no? Cioè, ha arbitrato in un modo stranissimo. Non riesco a capire come si possono mandare in giro, lo sto dicendo da un campionato intero, certi personaggi a fare certe figure, però va bene, questo è quello che passa il convento. No, certo, perché poi penalizza il Lecco nell'ultima partita di campionato, perché poi saremo senza mezza difesa fondamentalmente per chiudere in casa. Va via un intero campionato senza vittorie in trasferta, questo è un dato impressionante. Questo è fastidioso. Questo è fastidioso, ecco, qui è mancata anche la determinazione di andare ad essere cattivi e determinati quando è il momento di colpire. Sì, stasera si è proprio visto bene, no? Perché troppo molle, troppo scarica questa squadra per provare a fare qualcosa di più. Va bene ragazzi, grazie mille, Pasqua. Buon rientro e buona Pasqua. Anche voi, grazie. A settimana prossima. Aldo, ti aspettavi molto di più? Sì, da tutto e da tutti. Atteggiamento, velocità, schieramento tattico in campo, uomini da mettere in maniera tale da voler andare a vincere la partita, preparazione della partita da stimolo. Non c'è stato niente di tutto questo, e compreso anche l'allenatore. Io proprio ci metto tutti questa partita. Questa sconfitta qui è una sconfitta brutta, veramente brutta, al di là delle motivazioni, anche perché arriva dopo la salvezza acquisita, quindi sembrava che no. Ho capito, però appunto dico, sembrava che magari può darti lo stimolo. La salvezza acquisita cosa fai? Vai in vacanza, non esiste un po' nel mondo, al di là delle partite vinte in trasferta e non vinte, che dovevamo vincere la partita in trasferta, è una partita brutta, giocata male, non mi è piaciuta, punto. Mister, sei d'accordo con lui? Sì, vabbè, la partita purtroppo non ha rispecchiato i valori. Noi secondo me siamo una squadra più forte di quella che si è vista, nettamente più forte. La cosa che un po' non mi è piaciuta è che non c'è stato poi un cambio anche di modulo, un provare al di là di fare i cambi ruolo per ruolo, di provare a cambiare un po' l'inerzia della partita. Posso capire che magari in panchina non ci siano poi i giocatori che magari possono anche cambiartela. No? È proprio per quello che magari tatticamente un atteggiamento diverso, anche adesso io dicevo prima, andare a 4 dietro, mettere un tre quarti, cioè un qualcosa di diverso, sparigliare un po', che non è detto che poi ti poteva portare, però perlomeno ci provavi. Invece così la sensazione è stata quella, come lo dicevamo anche prima con Rinaldo, che se andavi avanti anche 2 giorni non succedeva niente, e secondo me questo è stato un po' il limite di questa partita. Non aver avuto è un po' della stagione, non aver avuto il coraggio di tanto stai perdendo, perdere per perdere, perlomeno provo a qualcosa di diverso. Fare qualcosa di diverso, poi per il resto loro, merito loro, e comunque sono stati bravi. Hanno trovato 3 punti. Cioè, per la squadra che era, oggi vincere con Lecco, questi qua si devono segnare. Certo, anche perché può essere un risultato che per loro importante. Può essere ancora molto poi importante. C'hanno lì poco niente. Sì. Prima siamo in chiusura, diamo uno sguardo alle altre partite giusto per vedere i risultati. 1-0 dall'Albino Leffe sull'Alcione, 3-1 dell'Arzignano a Bergamo con l'Atalanta, Caldiero Lecco 1-0, Feralpi 2-0 sulla Pro Vercelli, Giana
e Virtus 1-1, Vicenza Triestina 1-0, Padova, Clodiense 2-1, non cambiano le distanze in classifica, 3-0 del Novara al Trento, 4-1 esagera la Propatria sul Lumezzane, vittoria interna anche del Renate sulla Pergolettese, solo l'Arzignano vince in trasferta in questa 37esima giornata. Buona Pasqua a tutti ragazzi, ai nostri amici a casa, perché ci sono le festività, poi noi torniamo venerdì prossimo per il gran finale, l'ultima partita tra Lecco e Atalanta Under 23. Grazie a Rinaldo Maglia. Grazie a voi, buona Pasqua. Grazie a Mister Invernizzi. Grazie a te, buona Pasqua a tutti. Grazie a Fausto Riva in regia con nostra Benedetta. Ci ritrovate a me a Benedetta in After Match, che andrà in onda domani mattina dalle ore 6, lo troverete sul nostro canale YouTube. Buona Pasqua a tutti, ciao! Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN